Buongiorno, saluto tutte e a nome del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio sono molto contenta di avervi qui, molte in presenza e moltissime anche online. Questo evento, che è il primo organizzato dal Comitato costituito l'anno scorso, sarà, spero, il primo di una lunga serie per le imprese femminili, quelle che ci sono già, e per dare stimolo alle giovani di iniziare un'attività. Lo scopo di questi eventi, almeno per quello che abbiamo intenzione di fare, sono molto tecnici e pratici, perché abbiamo capito che le persone hanno bisogno di avere un supporto pratico sono bellissimi convegni dove tutti ti raccontano tante cose, però poi alla fine ti ritrovi sulla tua scrivania o sul tuo tavolo di lavoro e non sai cosa fare. Per cui ritengo, se riusciamo a fare questi eventi, oggi vedrete, è molto tecnico, sono riuscita a trovare delle brevissime personalità che vi daranno già un primo spunto, dalla business plan alla richiesta di contributi, di medio credito, proprio perché soprattutto adesso, dopo una pandemia, c'è proprio bisogno di ricominciare. E le donne sono tante e sono quelle più penalizzate, purtroppo. Per cui mi auguro e spero di portare avanti questa nostra intenzione, anche perché in questo comitato ci sono 12 donne. Queste donne sono rappresentanti di tutte le categorie: artigiani, commercianti, industriali, agricoltori e vabbè, io rappresento tutti i professionisti, per cui di conseguenza abbiamo tutta la platea della nostra imprenditoria. Quindi vi ringrazio di essere qui e passo la parola al rappresentante della Camera di Commercio che vi darà il suo saluto. Buongiorno a tutte intanto. È assolutamente piacevole, perché confesso che è la prima volta dopo il Covid che cominciamo a rivedere un po' di persone così, di fronte, a confrontarsi, oltre naturalmente a tutte quelle che sono collegate in questo momento, che se non sbaglio sono un'altra novantina di persone, quindi questo è un evento particolarmente interessante e soprattutto partecipato. La Camera di Commercio e il Comitato Imprenditoria Femminile. Tutte le Camere di Commercio, compreso Union Camere Nazionale, hanno il loro comitato all'interno. Perché? Perché è stato istituito con un accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico e una convenzione, e da parecchi anni che è operativo. E ha un obiettivo chiaro e preciso, che è quello di fornire una visione, soprattutto per quanto riguarda l'imprenditoria femminile, che abbia un taglio specifico, la visione che hanno le donne e le imprenditrici femminili su questo. Vi confesso che mi occupo da tanti anni di promozione di start-up e di impresa, che questa grande differenza tra imprenditoria femminile, imprenditoria giovanile e altro tipo di impresa è sempre stata abbastanza labile, perché un imprenditore è un imprenditore. E sapete meglio di me, io non sono un imprenditore. Dirigo la società della Camera di Commercio, Camera Servizi, che si occupa di incentivare, di promozionare, di fare tutta una serie di attività di promozione sul territorio. Quindi ho molto rispetto degli imprenditori, soprattutto sono i soggetti con i quali e per i quali lavoriamo. Però nel tempo mi sono accorto che lo sguardo che hanno gli imprenditori, diremmo, appartenenti al mio genere, in molte cose sono assolutamente diverse da quello che viene messo anche in termini di idee, di proposte, anche di, diremmo, spinta che viene data dalle imprenditrici femminili. Se guardiamo il registro imprese, il numero delle imprese femminili sono in misura assolutamente
consistente e rilevante per quanto riguarda la struttura dell'economia veneziana e anche di Rovigo. E quindi la ripresa anche delle attività a seguito del Covid, con la nuova riformulazione del Comitato Imprenditoria Femminile, diventa un punto che la Giunta ha, diremmo, sostenuto e sostiene. Perché ha bisogno anche di avere delle indicazioni, e per questo prima parlavamo con la Presidente, di indicazioni precise e anche di proposte operative da portare in Giunta da finanziare qualora questi siano progetti, ma con una visione che sia una visione che parte da voi altri. Questa è un po' la caratteristica che lega e che vede e che inserisce una struttura come il Comitato Imprenditoria Femminile all'interno di un ente pubblico come quello della Camera di Commercio. E naturalmente, oltre ad avere una giunta che è espressione e rappresentanza di tutti quanti i settori dell'imprenditoria veneziana e rodigina in questo caso, ha anche degli ambiti specifici come questo, da cui aspetta che arrivino delle indicazioni. E vi assicuro che per quella che è la mia esperienza, dal momento che anch'io partecipo a tutte quante le giunte, hanno sempre valutato in maniera positiva proposte o richieste che siano arrivate dal Comitato, naturalmente che siano inserite all'interno della logica e delle strategie che la Camera di Commercio, come sapete, ogni anno elabora, anche perché è tenuta per legge, e che fanno un po' da riferimento e tracciano quella che è la strada sulla quale gli interventi della Camera e soprattutto anche i sostegni economici che vengono dati fa. Quindi l'incontro di oggi è particolarmente interessante perché mette a fuoco una serie di possibilità e di, diremmo, modalità per riuscire a costruire anche dei percorsi imprenditoriali. Ne abbiamo assolutamente bisogno, è un momento anche assolutamente particolare, come lo sapete, è inutile che siamo qua a dire anche se vogliamo dei luoghi comuni, non sarò certo io a farlo. Però c'è anche la necessità, questo lo sappiamo, lo abbiamo visto, di vedere le cose con uno sguardo diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. Perché? Perché il mondo, volente o nolente, col Covid prima e con la guerra adesso, sta cambiando molto rapidamente. La necessità in momenti come questi è quindi fondamentale, serve a voi e serve ancora di più a una struttura come la Camera che deve e nasce per supportare le imprese. Ecco, questo è l'augurio che io vi faccio. Naturalmente lo dico sempre per in fondo perché insomma, è la parte più formale, porto gli auguri del Presidente e gli auguri e anche i saluti del Presidente della Camera di Commercio, Massimo Zanon, con il quale quando abbiamo parlato e quando parliamo anche di problemi legati alle promozioni o altre cose, ha sempre un occhio di particolare riguardo per gli input che arrivano e che arriveranno dal Comitato Imprenditoria Femminile. Quindi buona giornata, buon lavoro e adesso lasciamo a chi ci dirà o ci darà delle informazioni strutturate ed importanti il proprio spazio necessario. Grazie a tutte. Benissimo, grazie. Allora, direi di cominciare. Molte di voi, anzi tutte credo, abbiate sentito parlare sempre di business plan, questo fantomatico documento che viene chiesto quando uno deve cominciare un'attività, deve chiedere un prestito, deve fare un finanziamento e per cui è uno strumento molto importante di inizio. Abbiamo con noi la dottoressa Diana Lesic che si occupa, è un analista finanziario e per cui svolge proprio un'attività di consulenza e di docenza in finanza aziendale. Mi è piaciuto molto il titolo che ha voluto mettere sul suo intervento, Libro dei sogni o strumento necessario. È difficile perché è uno strumento necessario, ma è un libro dei sogni, per cui le passo la parola e sentiamo cosa ci racconta.
Grazie mille. Buon pomeriggio a tutti. Io sono un analista finanziario, quindi più tecnico di così credo che nell'intervento odierno è difficile che ci sia, quindi il mio lavoro quotidiano è il lavoro con i numeri, il lavoro con i dati, quindi vado molto al sodo e vi dico un po' il perché di questo titolo e soprattutto che cosa vi volevo trasmettere con questo titolo un po' provocatorio. Quando si parla, anzi dopo vi parleranno giustamente degli incentivi, di tutte le possibilità che adesso vengono offerte anche alle imprese femminili, e una delle richieste chiaramente è presentare un business plan, no? Questo sia in fase di startup, sia in fase di richiesta di incentivi, sia in fase in cui andiamo in banca e chiediamo un qualsiasi tipo di finanziamento. La prima cosa che ci viene richiesta è il business plan. E lì chiaramente vedo la gente che sbuffa e dice perché? Perché mi devono chiedere il business plan? Insomma, vogliono leggere dei numeri, ok, scrivo giù qualcosa in modo da rendere contenti e insomma andare avanti con la pratica. Ecco perché il business plan molto spesso viene confuso con il libro dei sogni, perché quello che c'è scritto dentro, signori, se ci guardiamo negli occhi sappiamo di mentire mentendoci, ok? Ma se non dovessimo, anzi se ci allontanassimo da questo modo di vedere questo documento, in realtà il business plan è un documento utilissimo. E se vi facessi una domanda, signori e signore, di chi è il destinatario del business plan, chiaramente tutti diranno, non lo so, la banca, l'investitore, chiunque. Invece non è vero, perché il primo destinatario del business plan siete voi, è l'azienda. Quello è il primo destinatario del business plan. E quello che dovete avere in mente quando viene esteso un business plan è che in primis lo fate per voi stessi. Non lo fate per accontentare qualcuno, non lo fate per mentire a qualcuno, non lo fate per convincere qualcuno. Siete voi destinatari. Se partite con questa ottica, il business plan diventa un documento meraviglioso. Perché? Perché purtroppo ci fa scontrare con la realtà. Perché quando vi sedete, mettete giù i numeri. La prima cosa che vedrete è che quando si stende un business plan con questa ottica, che imparate a conoscere tantissimo la vostra azienda. Lo dico per esperienza, perché mi capita con le clienti e clienti che quando veramente imparano la loro azienda fino a fondo, quando devono fare una pianificazione, ma fatta per loro stessi, non per la banca, per qualcun altro, per loro stessi. In quel momento lì imparano davvero la loro azienda. Perché signori, per pianificare, al di là adesso dei tecnicismi in cui oggi non andiamo, perché non è questa la sede in cui insomma entriamo nel modello tecnico, si deve entrare a fondo in tutte le, diciamo, su tutte le direttrici, ok? E di fatto l'azienda la conosci. Entri in tutti i conti, ti chiedi cosa c'è qua, per cosa devo programmare, ma qual è la mia visione, ma dove voglio andare, e poi ci si scontra con la realtà, perché poi quando si stende il documento, di fatto ci si scontra con la realtà. Quindi il primo consiglio, per non farlo diventare appunto un libro dei sogni, è partire con questa visione. Il business plan è in primis un documento per voi stessi e che vi aiuterà a capire, o almeno avere un'idea, di dove ci possiamo scontrare. La cosa bella di questo documento, signori, è che è un simulatore di volo. Mi piace chiamarlo simulatore di volo perché di fatto siete in una realtà protetta, potete simulare qualsiasi investimento, qualsiasi visione, qualsiasi idea, qualsiasi progetto, ma siete ancora in una realtà protetta, ok? E quindi potete vedere dove andate. Questo è il bello di questo documento, di poter simulare e capire di fatto dove andiamo a finire. Benissimo. E allora, cosa devo mettere in questo business plan? Vi ripeto, al di là dei tecnicismi e dei numeri, ma il business plan da cosa è composto? E voi direte, dei numeri, perché è quello che vogliono leggere, no? I numeri, interessano i numeri. E io qua mi verrebbe da smentirvi, perché in realtà il business plan è composto da due grandi parti. Una parte qualitativa e poi chiaramente la parte quantitativa dei numeri, che insomma interessa a tutti. E se vi chiedessi, ma secondo voi
qual è più importante? La parte qualitativa o la parte quantitativa? E anche qua ci scommetto che tante risposte sono la parte quantitativa. E invece no. Perché? Perché nella parte quantitativa c'è l'espressione di questo libro dei sogni, che insomma viene letta ed è ok. Ma il vero valore aggiunto della vostra azienda, cioè il vero punto di forza vostro, è espresso nella parte qualitativa. Quella parte iniziale che tutti per qualche motivo omettono perché non la ritengono necessaria. E sapete perché? Perché se io mi trovassi davanti con i numeri di un'azienda e fossi un funzionario bancario, piuttosto che un investitore, piuttosto che una persona interessata alla vostra azienda, la prima cosa che mi chiederei, ma perché devo credere in questa azienda? Cos'ha di diverso rispetto agli altri? Perché proprio lei? La risposta la sapete voi e la vorrei sapere anch'io, però non è espressa nei numeri, è espressa nella parte qualitativa del business plan. È lì che ci sono le vostre competenze distintive, quello che non c'è scritto nei numeri, quello che vi distingue dagli altri, il motivo per cui dovrebbero credere nella vostra idea è proprio lì dentro, nella parte qualitativa. E se siete convinti che le banche o gli investitori vi guardano solo i numeri, sappiate che non è così. Allora interessano anche queste informazioni. Perché? Perché ci devono credere. Perché, allora, partiamo da un presupposto. Cosa sono le banche? Istituto di denaro? No. Le banche sono una cosa un po' diversa. Sono degli istituti di credito. Credito significa che devono credere. Ma cosa credono le banche? Alla vostra idea. E se credono alla vostra idea, fanno quell'operazione di anticiparvi il denaro, perché attenzione, la banca non presta il denaro per il gusto di prestarlo, vi anticipa del denaro, perché è convinta che voi con la vostra idea imprenditoriale sarete in grado di produrre dei flussi e poi restituirli. Ma solo è quella la condizione per cui vi presta del denaro. E allora ci deve credere. Ma se ci deve credere, deve avere delle informazioni su cui basarsi. Non solo dei numeri, che molto spesso purtroppo sono un po' di costi scritti, un po' di ricavi in modo che i costi siano sostenibili e arriviamo in un punto che piace a tutti. No, devono credere, quindi dovete esprimere i vostri punti di forza in questa parte qualitativa, che è importantissima. Quindi non trascuratela. Al di là dei numeri, ricordatevi che per esprimere il vero valore aggiunto della vostra azienda, della vostra idea, del vostro progetto, non trascurate la parte qualitativa del business plan. Ok? Benissimo. Allora, come dicevo, questi signori sono propensi, sono pronti a prestarvi del denaro, a anticiparvi le scadenze più che a prestarvi del denaro, solo ed esclusivamente se ci credono. Bene. E se ci credono, come deve essere questo business plan perché ci credano? Allora, in realtà per costruire un business plan, ormai l'ho detto, quindi ho rotto le uova nel paniere, non parto dai numeri, ma parto dalle competenze distintive. Benissimo. Quindi questo è sempre il vostro punto di partenza. Ricordatevelo. Perché? Perché è lì dentro che si cela il vero vostro punto di forza. E poi dopo cos'altro mi serve per costruire un business plan? In realtà ci sono delle regole, dei fari guida che vi aiuteranno nella costruzione del business plan. Sono molto semplici. Vi sembrerà che vi dico delle cose banali, può essere, ma credetemi, non è così perché quando si legge un business plan sono quelle le cose che mancano ed è lì che poi dopo diventa davvero un libro dei sogni. Quali sono? Beh, al di là della competenza distintiva, che come vi dicevo, i rari casi in cui è espressa nei numeri è quando avete un brevetto piuttosto che una concessione o un qualcosa che di fatto esiste nel bilancio, no? Nell'attivo patrimoniale ed è espresso lì. Ma se non è espresso lì, me lo dovete spiegare. In che modo? Quali sono i principi guida? Molto, molto semplici. Allora, quando fate un business plan dovete essere chiari.
La chiarezza è il primo punto che dovete rispettare nel business plan. Che cosa vuol dire? Che quando viene stilato un documento, signori, non deve essere un qualcosa di illegibile per chi è dall'altra parte. È chiaro che dall'altra parte c'è qualcuno di tecnico, ma fatelo come se lo stesse spiegando a qualcuno che non ha mai sentito nulla della vostra idea. Siate chiari, siate semplici e che non sia un documento contorto. Perché questo, per qualche motivo, si pensa che più è contorto e tecnico, più è un documento che ha valore. Non è assolutamente così. Chiaro e semplice. Poi come deve essere? Deve essere completo. Cosa vuol dire avere un documento completo? Vuol dire che all'interno del vostro business plan devono essere tutte quelle informazioni che possono aiutare chi sta dall'altra parte a comprendere e a leggere i numeri. Okay? Se vengono omesse delle informazioni, e io da avvocato del diavolo che mi ritrovo dall'altra parte, se mi mancano delle informazioni non riesco a risalire a come siamo arrivati a dei determinati numeri, da dove sono state prese determinate informazioni, se non riesco a risalirci non ci credo a prescindere, perché dico, mi dice una marginalità, mi dà un'idea di ricavi, mi dà un qualcosa, ma se non ho una fonte che mi certifica quel dato, se non è completo, non ci crederò mai. Poi cos'altro ci deve essere? Il business plan deve essere affidabile. Cosa vuol dire essere affidabile? Affidabile significa, si collega a quanto vi dicevo prima, che per essere affidabile significa che quando viene iscritto un dato dentro, un dato esterno, ci deve essere una fonte. Una certa redditività, perché quella redditività lì? Perché è stata osservata storicamente. Perché? Perché tutte le imprese del mio settore fanno quella redditività lì. Perché quel determinato ammontare dei costi? Perché ho fatto un'analisi e i miei costi risultano in questo modo, perché ho guardato il mercato, perché mi sono approcciato a quelli che mi stanno intorno e quel dato l'ho ricavato in qualche modo. Se non c'è una base da cui prendete i dati, signori, è un castello di carta. Purtroppo non sono documenti a cui si crede, ok? Se viene spiegato come siete arrivati, da dove avete preso le cose, da dove arrivano quelle informazioni, credetemi, vi ripaga. È un lavoro un po' più lungo, un po' più meticoloso, ma vi ripaga, credetemi. E poi cosa deve essere? Deve essere neutrale, cosa che manca nei business plan. Ecco perché il famoso libro dei sogni. Non sono neutrali in che senso? Perché devono essere più obiettivi e ponderati possibili i vostri business plan. Non devono essere cose scritte tanto per essere scritte, a cui non ci si arriva, a cui non ci crede nessuno, perché chi sta dall'altra parte, credetemi, di norma ha un'idea di che cosa stiamo parlando, ha un'idea del come sta andando il mercato, di come sta andando un progetto, di come sta andando in quel determinato settore. Quindi se voi andate troppo oltre, non siete obiettivi, ma lo fate, insomma, sempre per il discorso di mentire e di convincere qualcuno, mentire forse non è il termine corretto, ma cercare di convincere qualcuno, non diventa un business plan di qualità. E poi trasparente. Trasparente cosa significa? Significa che se si legge un numero lì dentro, ci deve essere il modo di ripercorrere al contrario il come ci si è arrivati. Se ci sono delle informazioni che facendo due calcoli non riuscirei mai ad arrivare a come è stato calcolato, come è stato fatto, come siamo arrivati lì, siamo al punto di partenza. E poi, ultimo, ma non per importanza, la prudenza. Quando fate un business plan, con tutte le ipotesi che ci sono alla base, dovete essere prudenti. Essere prudenti significa non solo essere più realisti del re, ma anche, a volte, fare quello che vengono chiamati le analisi di sensibilità. Che cosa vuol dire? Adesso non voglio annoiarvi troppo con cose tecniche, ma se io faccio un business plan, ci saranno sempre dei punti critici. Perché? Perché ci saranno sempre delle informazioni di cui non ho certezza. Perché, insomma, non ho la sfera di cristallo, non so prevedere tutto con certezza. Benissimo. Sappiate che nessuno si aspetta da voi che lo sappiate fare. Non è così che funziona. Avete delle incertezze? C'è un qualcosa che è un vostro punto debole? Non c'è problema. Ve lo segnate, lo tenete a mente e fate un'analisi di simulazione. Cioè vi fate una simulazione di come sarebbe la situazione
se quel dato venisse stressato. Gli stress test sono importantissimi perché uno a voi fa capire qual è il margine di errore, perché se qualcosa non dovesse andare così come avete programmato e c'è un'informazione sensibile, capite dov'è che andate a parare. Per chi è dall'altra parte, date un grandissimo segnale. Perché? Perché dice, ma questo qua non solo ha fatto un business plan tanto per farlo, ma si è anche interrogato su quali possono essere le criticità, i problemi, del dove potrebbero essere i suoi punti deboli. Quindi tenetelo a mente anche questo. Ok? Ciò detto, ripeto, mi fermo qua perché di business plan potrei parlare veramente per ore, purtroppo è anche una deformazione personale facendo quello, ma veramente non vi voglio annoiare con la parte critica, con la parte tecnica e con termini troppo tecnici e nozioni troppo tecniche. Ricordatevi sempre che siete voi il primo destinatario di questo documento e se lo fate per voi stessi, sappiate che non è più un libro dei sogni, ma è un documento veramente valido che vi può aiutare, soprattutto in periodi come questo, perché una volta più o meno ci si navigava, le cose andavano in un certo modo ed eravamo tutti tranquilli perché insomma la visione di un qualcosa del futuro c'era. Nei periodi di incertezza come i 2 anni di Covid che abbiamo vissuto e purtroppo il periodo che stiamo vivendo adesso, la programmazione non ci si può fare a meno. Non prendetelo come un qualcosa che ci chiedono perché dobbiamo fare un determinato bando, dobbiamo chiedere un finanziamento. Non è solo questo, è uno strumento molto valido in primis per voi stesse e per capire dov'è il vostro futuro o almeno avere una visione di come potete andare nei vari scenari che vi si possono presentare. Questo è quello che avevo da dirvi in questo breve intervento. Grazie mille. Grazie. Bene, adesso passo la parola al dottor Santolamazza. Lui, scusa, sì, lui rappresenta la società consortile T2I ed è una società che mira allo sviluppo delle start-up innovative. Il dottore, oltre ad essere adesso il direttore generale di questa società, ha avuto grosse esperienze in grosse società, posso dire la Ferrari, perché è quella che mi resta più in mente, sì. E oltre, ovviamente, non è solo la Ferrari ovviamente, e ha diretto agenzie per l'innovazione, tra cui anche Treviso Tecnologia, scusa, e lavorato molti anni nella società globale di consulenza e direzione. Anche lui come indicatore è proprio un'idea di impresa innovativa, perché è importante fare impresa, ma bisogna anche cercare di innovarsi. Non possiamo più restare statici, c'è bisogno assolutamente. E il suo scopo è quello comunque di indirizzare queste imprese ad avere anche degli strumenti per poter operare. Per cui passo la parola. Grazie. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, anche a chi è collegato e grazie mille per l'invito. Sì, la rappresentazione che ho provato a preparare per questo intervento è sostanzialmente un po' in linea con quello che è già stato detto relativamente al business plan, pensando soprattutto a una startup innovativa. Io non parlerò direttamente di incentivi specifici, lo faranno poi i miei colleghi successivamente, ma in realtà in questa definizione c'è già un incentivo perché non so se siete familiari con questa definizione, ma da alcuni anni, e questo va anche detto perché siamo abituati, ahimè, alla metafora del fanalino di coda, l'Italia si è data una regolamentazione molto avanzata sul tema delle start-up innovative, regolamentazione che non c'è in gran parte dei paesi europei, per intendersi, che ha istituito dei principi e delle norme relativamente al riconoscimento dello status di startup innovativa
garantendogli dei benefici anche di tipo fiscale molto interessanti, tanto che il sistema delle Camere di Commercio ha aperto una sezione ad hoc del proprio registro imprese, a cui tra l'altro mi pare si possono iscrivere gratuitamente tra i vari benefici, e poi delle PMI innovative. Ecco, nell'ambito di questa normativa sono stati istituiti anche diciamo, i criteri di certificazione degli incubatori certificati dal Ministero dello Sviluppo Economico, che è una forma di riconoscimento di certe strutture che danno degli servizi di supporto e di sviluppo, di consolidamento di start-up innovative, come è T2I, che in particolare ha anche uno spazio. Poi normalmente quando si pensa agli incubatori si pensa proprio degli spazi, a dei piccoli uffici, eccetera. Abbiamo anche uno spazio di questo tipo a Rovigo, ma in realtà il grosso delle start-up innovative che seguiamo è in realtà distribuito sul territorio di questa regione. Considerate che ne abbiamo più di 70, tutte innovative. Quindi ecco, prendendo anche l'esperienza, poi magari alla fine vi darò qualche altra informazione, soprattutto se poi volete approfondire, perché chiaramente il tema è anche, no? L'evento di oggi è anche un modo per invitarvi poi ad approfondire, a farvi venire un po' di curiosità. Però diciamo, quello che ho cercato di fare un po' nel solco di quello che vi è stato detto sul business plan, più in generale un po' di, senza nessuna pretesa ovviamente di essere esaustivi, un po' un decalogo di punti che partecipando molto anche a commissioni di valutazione, di startup competition, eccetera, io credo possano essere utili, se non altro dei principi, insomma, un po' per orientarsi. Allora, tra l'altro viene molto spesso citato, no? La parola startup, eccetera. In generale, ovviamente fa anche in qualche modo così, è un concetto abbastanza cool, ma in realtà di fatto si tratta di nuova impresa, quindi nuova idea di impresa. Il fatto di connotarla e poter usufruire anche di questo status come innovativa significa richiedere, avere una serie di parametri legati al titolo di studio dei founder, dei fondatori, avere per esempio della proprietà intellettuale, che non necessariamente è un brevetto, ma anche un marchio, un modello di design, eccetera, su cui si basa parte del business plan, e sicuramente il tema della proprietà intellettuale, che è un tema molto importante, su cui noi in particolare diamo anche dei servizi molto avanzati, perché siamo nodo dell'Ufficio Europeo Brevetti, è un elemento fondamentale nella valutazione di quella parte, come si chiama, intangibile, che è fondamentale nella valutazione del business plan, no? Perché si sta lavorando soprattutto su un'idea e su come viene presentato il suo sviluppo, ma chiaramente è importante non solo come questa eventualmente è tutelata, ma anche come magari voi avete verificato in termini di proprietà intellettuale, se la vostra idea non vada a collidere con idee magari già protette, no? Per dire una cosa. Però in generale la vera sfida della startup, di una qualsiasi impresa che parte, è la sua crescita. Allora, è un mondo in cui piacciono molto i termini inglesi, quindi scusatemi, io li ho usati anche perché poi li ritrovate, no? Ma quando si parla di growth o scale up si parla proprio di crescita lineare, o comunque una crescita che potete immaginare, no? L'elemento chiave poi che dovete rappresentare nel business plan, o scale up, quindi il consolidamento, che normalmente non è lineare e invece è una crescita normalmente, come si sente anche in molte cronache, no? Assolutamente esponenziale, che molte nuove idee di impresa che partono magari hanno grazie a un successo che poi insomma va analizzato. Ecco. Quindi il tema della crescita è un tema importante, non è un tema secondario, intanto si apre l'impresa e poi vediamo. Perché proprio nel business plan poi l'esercizio che andate a fare è proprio quello, fare un esercizio di proiezione, ovviamente spiegando come
pensate che questa proiezione possa avvenire valutandone le condizioni, quindi quali sono i fatti che ritenete necessari, sufficienti per arrivare a un certo punto, no? E chiaramente sempre di più considerate che il digitale, la trasformazione digitale ci ha abituato a una velocità per cui appunto più che di crescita lineare in anni, no, si parla molto spesso, quando si parla soprattutto di startup innovative, di scale up, quindi di round, quindi di, diciamo così, di step di crescita molto, molto accelerati. Questo chiaramente richiede finanza, richiede partner, richiede ovviamente un certo tipo di pianificazione e di investimento. Però ecco, va considerato questo, perché se invece ci si immagina una crescita lineare, no, nel tempo, quindi molto più piatta come curva, chiaramente anche questa può essere un'idea che si presenta, però dando ovviamente anche questo come giustificazione. Le condizioni di mercato, gli eventi a cui ci stiamo abituando, nel senso che ho sentito che c'è anche un meteorite che sta avvicinandosi, quindi farebbe il giusto filotto, diciamo, a parte le battute. Ecco, è importante perché chiaramente parlare di business plan a 5 anni in uno scenario competitivo come questo, chiaramente è un tema importante. E guardate che queste cose non riguardano solo le grandissime società digitali della California, riguardano anche chi ha un bar, se pensate, no? Tanto per concretizzare gli impatti che ci sono stati dei fenomeni in questi ultimi 2 o 3 anni anche su un semplice esercizio commerciale di questo tipo, che poi non esiste business semplice da gestire. Allora, questo decalogo che ho provato a sintetizzare in maniera, poi chiaramente questo va tutto declinato, però il tema è tutto in una parola, visto che va molto di moda usare gli hashtag. Ecco, l'hashtag è valore. Il tema è, dovete farvi la domanda davvero su che cos'è il valore che pensate di creare. Valore cosa vuol dire? Risolvere un problema, quale che sia, perché considerate che io mi occupo di innovazione tutti i giorni, ma le idee più innovative spesso non hanno nulla a che fare con la tecnologia, perché questo è un altro grande equivoco. Il tema vero è qual è il valore che create. Poi, sempre di più, la tecnologia è l'unico modo per arrivarci. Faccio un esempio così, fuori di metafora, tanto per dire, no? Uno degli unicorni, quindi si definiscono unicorni le start-up, no? Che superano il $1 miliardo di capitalizzazione. Uno di questi è Airbnb, ecco, tanto per dirne uno. Airbnb, affittare una stanza non mi pare sia una cosa tanto innovativa, no? Però se pensate, quello che si è creato e soprattutto la community e l'idea di vendervi esperienze più che affittarvi una stanza, tra l'altro questo è stato molto incrementato come risposta alla crisi che anche loro ovviamente hanno avuto con il Covid, e alla creazione di una community dove la parola chiave è la fiducia, perché voi sapete benissimo che è un sistema molto molto selettivo, e che quindi sapete che le foto che vedete lì non sono foto abbellite o di una roba simile, ma poi arrivate ci sono le ragnatele. E deve essere esattamente così, perché altrimenti escono immediatamente da Airbnb. Ma questo perché c'è tutto il meccanismo, no? Come si chiama, peer-to-peer, quindi di una community che è fatta sia da chi propone e da chi affitta. E quindi non è più un meccanismo di puro e-commerce, è un meccanismo, e questo è tra l'altro è, come dire, il parametro che c'è dietro tante iniziative di questo tipo, anche più locali. Il tema della fiducia è il vero valore. Cioè, se dovessi dire cosa vende Airbnb, non vi vende stanze, vi vende fiducia, perché sapete che il livello qualitativo, il tipo di esperienza che vi stanno proponendo, eccetera, sarà esattamente quello che è descritto, non è niente di più, niente di meno. Ecco, la domanda quindi sul valore che andate a creare, ovvero sul bisogno
che andate a risolvere. Può essere esplicito o implicito, farlo anche nascere, diciamo. Su chi è il vostro cliente, cioè quel soggetto, perché è l'altro pezzo che è fondamentale, cioè chi è disposto a pagare per avere quel bisogno risolto, perché voi potete avere anche una soluzione bellissima, però se la fate per esempio pagare in un certo modo che nessuno è disposto a riconoscervi, la cosa non può funzionare, no? Quindi il tema di dire qual è il valore che volete creare e quindi se corrisponde poi a quello che volete essere, soprattutto in una logica prospettica, è fondamentale, perché queste, vi assicuro, sembrano banalità, no? Dirvi chi è il vostro cliente, ma è una domanda che spesso fatta a start-upper mette in imbarazzo. Perché lo start-upper tipicamente è io sono ingegnere, purtroppo è un ingegnere che spesso è innamorato, nessuno è perfetto, no? Dell'idea, è un super esperto della tecnologia e dice faccio una cosa talmente bella che chiaramente qualcuno me la dovrà comprare. Non si sta neanche a porre la domanda, invece capite che questo non è sicuramente il piede con cui partire. Vi assicuro che andare a fondo su queste domande, ripeto, perché poi la vera fatica e la semplicità è un elemento di grande forza poi per costruire un business plan, come dicevamo, che non sia un libro dei sogni, ma che sia proprio quella, come dire, cabina di regia su cui poi pilotare, no? le attività. E questo anche relativamente a quel tema, scegliere o immaginare se si vuole crescere in maniera abbastanza lineare oppure in una logica più esponenziale. Essere pronti, perché crescere, uno dice che bello, raddoppio il fatturato ogni 6 mesi, non è una cosa assolutamente e con soli elementi positivi. Quindi anche la crescita deve essere qualcosa che deve essere pianificata e soprattutto valutata se è in linea con le forze e le competenze che si hanno. Perché ecco, l'altro elemento, lo dicevo anche ieri in un altro incontro, no? I 3 elementi chiave per quanto mi riguarda sono il team e il team. Nel senso che le competenze che ci sono dentro la startup, che sia innovativa o meno, conta poco, dentro il nucleo di fondatori o se è una o due persone, insomma comunque chi avvia la nuova impresa, sono fondamentali. Perché ripeto, essere solo super competenti da un punto di vista tecnico-tecnologico non è assolutamente né sinonimo di successo, ma proprio sufficiente, perché è molto bello, è molto eccitante, come dicono gli americani, è molto sexy parlare di queste cose, però poi la gestione economica finanziaria o il cash flow, che è sicuramente meno sexy, inchioda l'azienda dopo 3 mesi. Quindi il tema è lavorare molto su tutti gli aspetti dell'azienda e quindi il mix normalmente, che non è ovviamente garanzia, però è un ottimo ingrediente che anche la stessa banca o l'investitore considera positivamente, è avere ovviamente delle competenze tecniche, ma anche delle competenze economico-finanziarie e gestionali, perché sicuramente, come anche la terza gamba, è quella ovviamente del marketing commerciale, no? Perché altrimenti il rischio è sempre di avere poi non necessariamente devono essere tutti soci alla pari, io sto parlando proprio di item così in generale, altrimenti è il rischio di avere sempre un team sbilanciato. Guardate i competitor, guardate che spesso i business plan, per rimanere sul documento, ma ripeto, il tema non è avere libri o business plan da 200 pagine, arrivano persone con idee che non hanno mai fatto un ragionamento o con quella logica, diciamo, di autostima un po' esagerata, per cui non ci sono competitor. Invece è fondamentale guardare i competitor e far capire eventualmente perché per voi non esistono competitor e cosa hanno fatto quelli che sono più vicini a voi come competitor nella vostra idea. Perché da loro si capisce perché hanno avuto successo, perché hanno fallito, che è un altro elemento fondamentale e che ci può dare delle informazioni
più che preziose per mettere a punto il vostro modello di funzionamento, no? Adesso si usa molto chiamarlo business model. E anche qui non voglio fare la filosofia, però ci sono dei valori dietro la vostra idea, la vostra propensione, la grande sfida che state per affrontare o che avete già iniziato ad affrontare. Ecco, ci sono dei valori, anche qui chiedetevelo, insindacabili, da cui non potete distogliervi, perché altrimenti viene meno forse quel commitment, quella motivazione, quell'idea di fondo su cui avete investito. Insomma, sappiamo bene come, per quanto sia igienico separare vita e lavoro, lanciare una nuova impresa innovativa sia una fortissima scelta di vita, no? Non solo imprenditoriale. Quindi in questo senso chiedetevi quali sono i vostri valori, perché poi si ritrovano, vi assicuro, nella squadra, nel team, nel valore che la nuova impresa deve trasmettere ai propri clienti, al mercato, quel valore che i clienti sono disposti a riconoscervi, anche nell'esempio che facevo. E quindi la fiducia, la trasparenza, la chiarezza, l'etica, la sostenibilità in tutti i sensi, l'innovazione sociale, ci sono 1000 significati, ovviamente grandi e piccoli, perché questi non sono solo paroloni, ecco, hanno poi un significato anche nel quotidiano, che devono essere assolutamente dei capisaldi, anche qui, che vi aiutano a capire come posizionare la vostra azienda. E quindi ad avere anche delle persone motivate, che siano soci, che siano dipendenti, che siano persone che arruolate temporaneamente. La condivisione di alcuni valori di fondo è fondamentale, ma proprio per il business. Non è solo un fatto filosofico, ci piacciamo, non ci piacciamo, andiamo a mangiare la pizza insieme. È proprio un tema. Se guardate le aziende di maggiore successo, queste cose ce le hanno chiare e soprattutto riescono anche a comunicarlo e a farne anche parte del valore che trasmettono ai clienti. E ad avere anche magari un valore di mercato maggiore, perché è questo poi che alla fine vogliamo ottenere, no? E quindi ci sono una serie di regole, qui ve ne ho messe alcune, poi ovviamente questa presentazione è disponibile, proprio anche regole interne di chiarezza, di trasparenza, di commitment, sia sui collaboratori, sulle persone, diciamo, sull'intorno anche del patrimonio relazionale. Quando parlavamo di patrimonio intangibile, non è fatto solo dai brevetti o dai marchi, dai modelli di design, eccetera, è fatto molto anche dal patrimonio relazionale, da eventuale già base di clienti e fornitori con cui avete certo tipo di legame. Ci sono una serie di elementi che fanno parte della valutazione, che anche questi sono difficilmente magari traducibili o non traducibili in termini economici, ma che possono essere un pezzo importante di quel patrimonio intangibile che dicevamo, no? Chiaramente, soprattutto perché in genere c'è un bellissimo libro, insomma c'è qualche anno, ma è ancora un testo sacro anche per chi non ha idee di startup super tecnologiche, si chiama Lean Startup o Partire Leggeri, si chiama in italiano, che vi fa ovviamente capire e in qualche modo inquadrare anche un po' dei principi di come anche ovviamente difficilmente io parto da zero e assumo, no, una pletora di persone. In genere c'è un tema anche organizzativo, progressivo, eccetera. Ecco, ragionare anche su delle scelte di avere competenze interne e competenze esterne non è banale, perché questo si rifà al primo punto, cioè ma qual è il valore di fondo su cui io mi sento o voglio differenziarmi, perché devono venire da me e non da un altro? E quello magari è il focus su cui anche sviluppare le competenze interne, eccetera. Su altre cose, farlo fare da qualcuno che è magari più bravo perché è concentrato a fare quello,
è assolutamente un altro tema, no? Quindi la scelta anche qui di focalizzare quali sono veramente le cose distintive è un altro elemento chiave e qui vi assicuro, anche, non serve, ripeto, occuparsi di super tecnologie. Questa cosa vale molto anche in business molto maturi, proprio per differenziarsi. La qualità è il cliente al centro, al di là degli slogan, eccetera, è uno dei differenziali fondamentali. So che anche questo sembra una cosa trita ritrita, eccetera, ma io credo che tutti voi e tutte voi da clienti ve lo ricordiate e lo notiate subito quando avete un certo tipo di valore sopra la media, siete trattate da clienti in un certo modo. Vi rendete anche conto se questa cosa è finta o forzata perché magari i venditori sono stati istruiti a pappagallo, oppure è una cosa vissuta. Ecco. Questa cosa qui non tramonta, non passa di moda. Il tema del cliente al centro e del capire davvero come vi fate percepire anche la motivazione che avete nel dargli quel servizio, quel prodotto, rimane un elemento fondamentale che, se analizzato al contrario, poi vi porta sempre degli elementi di valore a ragionare nella costruzione di un business plan in cui queste cose siano chiare. Capire quali sono gli ostacoli alla crescita, perché vi dicevo, anche una crescita molto veloce può essere un grande problema, una crisi di crescita, come si dice. E guardate che un esempio su tutti, ovviamente in questi ultimi 3-4 anni è chiaramente scattato il momento, no, di un cambio epocale in una delle più grandi industrie del mondo, che è quella dell'automotive, quindi verso l'auto elettrica. Però pensate, non so se qualcuno segue un pochino, quanti tentativi di partire con nuovi marchi o comunque sul mercato elettrico anche di case abituate da 100 anni a produrre nel mondo termico ci sono stati che finora non sono mai decollati, no? L'unica, come sapete, è Tesla, che ha avuto anche lei delle curve up and down molto forti, che adesso dopo 12 anni ha iniziato a scalare un po' questo percorso, ancora con delle difficoltà, no? Per dire, quindi guardare agli ostacoli di crescita, cioè capire se in 6 mesi raddoppiamo il fatturato, quali problemi, uno dice che bello, sì, ma quali problemi dovrò affrontare? Perché fatturare 1 milione o 10 milioni o 5 milioni è un'altra cosa, no? Accontentare 10 clienti o 100 clienti è un'altra cosa. Quindi questo è un altro elemento fondamentale, quindi non solo immaginarsi dei numeri, ma a fronte di certi numeri come si pensa di reagire. E per concludere, un esercizio facilissimo, provare a predire il futuro, cioè proprio quegli scenari che dicevamo, quel simulatore di volo, no? Che dicevamo, deve essere un elemento fondamentale in cui ovviamente a certe condizioni, insomma ci stiamo abituando, ahimè, a vedere come il mondo ci riserva sorprese, però come immaginate di comportarvi o quali sono gli scenari che immaginate rispetto a certe fasi di sviluppo, a condizioni che si verifichino o meno, eccetera. Anche questo, vi assicuro, è un elemento fondamentale che dai potenziali investitori, dalle banche, eccetera, viene valutato in un certo modo, in modo direi molto positivo. Da un punto di vista generale, considerate che l'altro elemento chiave è comunque e sempre il mercato. Cioè, confrontarsi con il mercato, fare un test, capire che questa cosa funziona, questa funziona di più, questa funziona di meno, e dimostrare che ho capito da questo, non errore, perché in questo caso direi non esistono errori, ma cose che non funzionano, e come l'ho pensato di correggere, è secondo me il miglior attestato che potete portare a un investitore.
Cioè, sappiamo quanta fatica, si può fare molta filosofia su questo in questi anni, si è fatta in Italia, qualche passo in avanti sicuramente l'abbiamo fatto, sulla cultura, ahimè, o la non cultura del fallimento, no? Il fallimento fosse, parliamo nel passato, un po' un marchio, una lettera scarlatta. Invece sappiamo bene che, non dico sia una medaglietta, ma in certi mondi, soprattutto di natura anglosassone, e aver fatto delle iniziative e non è, diciamo, averle poi concluse, anche magari non in maniera di grande successo, è un elemento di grande, aggiunge della credibilità. Ovviamente se si sono fatte poi, no, delle cose nuove, si è costruito su quegli errori e si dimostra come si sono risolti gli errori. Quindi questo è un altro elemento che il confronto con il mercato e il fatto di reagire, no, a quello che il mercato mi dice, fare dei test, eccetera, è un elemento di grande valore. Ad esempio, adesso poi passo la parola ai colleghi, sul tema del finanziamento, per esempio, non è alternativo, io lo vedo come complementare, come finanza, fare un piccolo test attraverso una campagna di crowdfunding, che penso insomma più o meno conosciate come principio, è un grande elemento di confronto con il mercato, al di là che vada bene o male, no? Ecco, per esempio questo è un altro elemento, tra l'altro anche su questo l'Italia ha una normativa molto, molto avanzata. E quindi sostanzialmente per pensare poi già alla crescita, per predire, ecco qua vi ho messo un po' in sintesi quali sono i punti secondo me per capire, farvi un test diciamo da sole per capire quanti elementi avete valutato eccetera, al di là dell'idea di business che ovviamente io qui non ho neanche considerato, che però vi dico va guardata con la lente di ingrandimento il concetto del valore che volete creare e del cliente a cui volete risolvere il problema. Qui vi ho messo semplicemente 3 o 4 slide su cosa fa T2I, che ovviamente è molto disponibile poi ad approfondire in maniera assolutamente diciamo coerente con i nostri soci, che tra l'altro sono tutte camere di commercio, a cominciare anche ovviamente dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, proprio per confrontarci sull'idea, per capire a che punto siete. Noi abbiamo varie linee di attività, abbiamo dei laboratori di certificazione e altre cose, ma oggi sono qui appunto come ci occupiamo di proprietà intellettuale, come incubatore certificato. Quindi massima apertura, si direbbe assolutamente in maniera assolutamente gratuita, per approfondire anche l'idea di impresa che avete o dove siete arrivati, proprio per capire come potrebbe evolvere oppure per assistervi anche nel supportare idee di impresa, business plan, eccetera. Questa l'ho messa solo perché tra le varie cose, e poi davvero chiudo, siamo l'unico Digital Innovation Hub indicato dalla Commissione Europea qui in Veneto, quindi in particolare è un riconoscimento dato a una rete di centri in giro per l'Europa per aiutare soprattutto chi ha un'idea di impresa o una piccolissima impresa a capire cosa vuol dire anche trasformazione digitale o come usare le tecnologie digitali per innovare o per attivare la propria idea di impresa. Quindi su questo, in particolare sul tema digitale, abbiamo insomma anche dei laboratori, delle competenze adeguate. Ecco, queste sono, per concludere, dove siamo posizionati. Il nostro quartiere generale a Treviso, poi abbiamo dei laboratori a Oderzo, la sede dell'incubatore fisico è nell'area Censer a Rovigo, però vi dico il 90% delle start-up che seguiamo sono dislocate un po' in tutto il Veneto e le seguiamo in forma virtuale, come diciamo, cioè poi ci vediamo anche fisicamente, ma insomma facciamo dei percorsi annuali di crescita, di affiancamento, eccetera. E poi abbiamo una sede anche a Verona. Basta. Ecco. E qui vi ho messo una citazione per finire, visto che abbiamo parlato di auto, di Henry Ford, che diceva appunto questo, no? Se avessi chiesto ai miei clienti che cosa volessero, mi avrebbero chiesto un cavallo più veloce, no? Invece lui ha inventato
quella che non è la macchina di nonna Papera, ma è la prima macchina fatta in serie, che si chiama Ford Model T, e ne hanno fatti quasi 3 milioni di esemplari, più di 100 anni fa sono partiti, e la prima è di fatto, poi per fortuna sono arrivati degli scienziati di Harvard e hanno riconosciuto che la prima catena di montaggio è nata a Venezia nel Settecento all'Arsenale, no? Però diciamo la seconda catena di montaggio è stata questa. E questo solo per dirvi che spesso anche l'idea innovativa non è semplicemente, anzi l'idea innovativa spesso è qualcosa che non ce lo può dire il cliente, nel senso che crea un bisogno che non c'era. E pensate quanti esempi potremmo fare in questi ultimi anni. Quindi l'idea è quella proprio di spaziare, di avere la massima apertura. Mi fermo qui perché forse sono andato anche un po' fuori tempo, però grazie. Ci siamo poi per le domande. Grazie mille. Grazie. Bene, mi sembra che stiamo costruendo pian pianino la nostra impresa, partiti dal business plan, adesso è diventata innovativa, per cui giustamente è una delle cose più importanti. E adesso c'è la parte più sostanziale, nel senso che abbiamo bisogno dei finanziamenti. Finanziamenti che vengono dati dalle banche, dal medio credito, e avrete sicuramente sentito Invitalia. Invitalia credo sia sulla bocca di tutti in questo periodo, soprattutto per tutti i contributi che dovrebbe rilasciare. Dico dovrebbe perché la platea è enorme, per cui non si sa bene quante persone, quante aziende chiederanno, e non è detto che tutto quello che è stato promesso verrà dato. Comunque abbiamo in linea, perché purtroppo non è potuto venire qua e mi fa molto piacere presentarvelo, uno dei rappresentanti appunto di Invitalia, ed è il dottor Massimo Calzoni, che è il coordinatore dei servizi per l'imprenditorialità, che ci dirà qualcosa, speriamo, di buono e che può aiutare un po' tutti. Volevo dirvi che comunque Invitalia non è solo questi finanziamenti che stanno partendo adesso, Invitalia finanzia da sempre, basta entrare nel sito e cercare. Ci sono tante possibilità e tante opportunità, per cui lascio la parola al dottore e grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti, dottoressa Zilio, dottor Santonamazza, ormai siamo, più che ormai, siamo partner a tutti gli effetti, perché Invitalia collabora proficuamente con l'incubatore certificato, ora anche Digital Innovation Hub T2I, insieme a tanti altri validissimi attori dell'innovazione distribuiti su tutto il territorio nazionale. Direi, faccio subito una battuta, non siate così pessimiste, nel senso che è vero che c'è uno strumento che oggi è abbastanza sull'onda ed è il Fondo Impresa Femminile, che ha delle risorse, quelle risorse stanziate non possono essere sufficienti per andare a soddisfare tutte le domande, ma la mia presenza oggi è per farvi capire che forse il modo migliore per poter capire se esistono delle opportunità è ragionare in una modalità un pochino più sartoriale, cioè il lavoro che bisognerebbe fare, e noi lo facciamo grazie a Dio, è ascoltare con attenzione e in base a quelle che sono le esigenze, i bisogni, le caratteristiche, le peculiarità distintive di ogni singola realtà imprenditoriale, rispondere con quello che è l'incentivo più adatto, più rispondente. Oggi vi farò vedere, andrò con una carrellata molto veloce di strumenti nazionali e vi farò vedere che esiste uno strumento che se non ve ne avessi parlato oggi probabilmente non l'avreste mai preso in considerazione, perché avreste applicato in modo verticale il semplice nominare il titolo di questo strumento. Si chiama Resto al Sud. Voi mi direte, ma che cosa c'entra con
la possibilità di poter realizzare e creare imprese di qualunque natura, anche innovative nel nord Italia. C'entra perché Resto al Sud ha subito, anzi più che subito, ha beneficiato di una recente modifica normativa, grazie alla quale sono le agevolazioni, vedrete, molto importanti di questo strumento sono state estese a tutte le isole minori, lacustri, lagunari del centro-nord. E vi farò un esempio di quante possibilità ci sono anche sul territorio veneto, addirittura utilizzando una misura chiamata Resto al Sud, che forse sarebbe il caso di battezzarla in maniera differente, più adeguata, più opportuna. Resto qui. Vorrei proiettare le mie slide così evito di annoiarvi e soprattutto cerco di rendere un pochino più piacevole il vostro ascolto. Allora, vediamo un po' che... Ok, andiamo in modalità presentazione. Allora, Invitalia la conoscete, è l'agenzia di sviluppo del paese e direi che sul fronte della creazione di impresa, e quando parlo di creazione di impresa non intendo soltanto l'erogazione di incentivi. Sappiate che noi siamo valutatori di piani di impresa, facciamo formazione, eroghiamo servizi per la crescita imprenditoriale. Io sono il responsabile dei servizi di accompagnamento alla progettazione, insegno business planning all'università. Ma questo per dirvi che partiamo sempre anche noi, e quindi come non sposare perfettamente alla lettera tutto quello che è stato detto dagli illustri colleghi che mi hanno preceduto. Partiamo dal piano d'impresa. Io ho scritto in chat e mi sono divertito, quando incontro delle start-up, delle nuove imprese, delle realtà imprenditoriali anche già in una fase di sviluppo e consolidamento, chiedo sempre il business plan, e il business plan sono solito dire che sia il più importante strumento di comunicazione che ha appunto quella realtà imprenditoriale in quel preciso momento storico, che è il dialogo con l'interlocutore, sia esso un finanziatore pubblico come lo è Invitalia, un investitore privato, un venture capitalist, piuttosto che altri soggetti partner, o addirittura, come ha detto la dottoressa, spiegando in maniera assolutamente efficace che cosa è appunto un piano d'impresa, quanto questo strumento sia in prima battuta utile agli stessi soci, agli stessi membri del team imprenditoriale e forse in seconda battuta a tutto il resto. Vedete il piano cartesiano? In questo piano cartesiano in maniera creativa mi sono divertito ad inserire, a piazzare qua e là i diversi incentivi, i diversi strumenti gestiti da Invitalia per sostenere non soltanto la nascita ma anche lo sviluppo di imprese di qualunque dimensione, di qualunque natura, a partire da self-employment, che è un incentivo nazionale che sostiene micro realtà imprenditoriali da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 di spesa, per poi passare il testimone a Smart Money che finanzia e sostiene le start-up innovative in una fase iniziale, nella cosiddetta fase di ricerca delle risorse finanziarie per trasformare l'idea, traghettare l'idea appunto da un'idea ad un qualcosa che sia toccabile, il cosiddetto MVP, il prototipo base, no? Per iniziare a capire se effettivamente quell'idea può realmente funzionare. E poi troviamo il fondo impresa femminile con il quale è possibile sostenere imprese sia in fase di avvio femminili, a prevalente conduzione femminile, imprese che hanno determinate caratteristiche per poter rispondere alla qualità di impresa femminile a seconda della natura giuridica delle stesse, ma con il fondo impresa femminile è possibile sostenere anche imprese in fase di consolidamento e sviluppo, e a seguire lo strumento ON per finanziare le imprese a prevalente conduzione femminile, lo Smart and Start Italia rivolto alle start-up innovative, ma grazie al recente provvedimento normativo, mi riferisco alla circolare attuativa, la numero 168851 del 4 maggio scorso, grazie a questa circolare Smart and Start Italia è stato indirizzato con uno stanziamento di risorse PNRR 100 milioni di euro esclusivamente a sostenere imprese femminili, start-up innovative composte in prevalenza da donne e tutto il resto. Considerate che fino ad oggi su questo tema, che è la creazione, la valutazione, il finanziamento di nuove realtà imprenditoriali, Invitalia ha più o meno, grosso modo, sostenuto oltre 14.000 nuove imprese.
un numero impressionante chiaramente. Di queste circa 1330 start-up innovative, corrispondenti al 10% del totale nazionale delle start-up innovative iscritte nelle varie sezioni dei registri imprese italiani. La creazione, la valutazione di una start-up, di una new co, di una nuova impresa è un'attività estremamente difficile. È un po' la via di mezzo tra l'arte e la scienza, perché quella realtà imprenditoriale, ma di contro anche lo stesso interlocutore, il finanziatore, l'investitore, non ha la possibilità di poter valutare, di poter fondare la valutazione delle performance future, delle potenzialità future di queste realtà imprenditoriali, basando queste valutazioni su dati storici, su track record, su bilanci. Tutto questo non c'è nella maggior parte dei casi. E quindi anche in Italia qual è il metodo che utilizza per valutare nel modo più corretto, più giusto possibile una realtà imprenditoriale che nel momento in cui Invitalia la incontra nella maggior parte dei casi si trova ad uno stato poco più che embrionale? Il metodo non può prescindere dal team, da tutto ciò che è effettivamente toccabile, oggettivabile in quel preciso momento storico. Il team, le competenze ricorrono a questi temi. Non si può prescindere da questo aspetto. Oltre alle competenze io aggiungerei, sempre parlando del team, perché diciamo che 25 anni di creazione di impresa mi permettono di dire questo, sia fondamentale la presenza di, diciamo, di quella che al Sud Italia viene definita la CAZIM, so che si può utilizzare, questo termine è stato sdoganato, la battezziamo in modo un pochino più elegante la caparbietà, la motivazione. Non può mancare, non dico che bisognerebbe dimostrare quando si è di fronte ad un interlocutore, ad un investitore, dimostrare di seguire alla lettera e scimmiottare l'adagio stay angry, stay foolish, ma evidenziare in quel piatto chiamato impresa un condimento che risalti in maniera forte, che dia la possibilità al valutatore, al finanziatore di capire che ha di fronte persone non solo motivate ma con una fame, con la fame di fare impresa, con la voglia di riuscire a non solo a convincere, quindi mentendo come è stato detto prima, l'interlocutore, ma di con questo genere di motivazione riuscire a catturare e portarsi dentro, a bordo, lo stesso investitore. Parto con la prima delle misure che compongono questa carrellata di strumenti che oggi ho deciso di rappresentarvi velocemente, che sostengono appunto le imprese femminili non soltanto di nuova costituzione ma anche in una fase di sviluppo, di consolidamento. Il primo degli strumenti è Smart and Start Italia, che è il più importante programma nazionale a sostegno della nascita, della crescita delle start-up innovative. Possono applicare, lo vedete scritto nella slide, sia le start-up innovative già costituite, purché non più anziane, non più vecchie di 60 mesi, 5 anni alla data di presentazione della domanda, ma possono presentare la loro richiesta anche team di persone fisiche, a condizione che poi provvedano a costituire la società e ad iscriverla nella sezione speciale del registro delle imprese dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione alle agevolazioni. Ultimamente stanno applicando con questo strumento in Italia tante imprese anche della Silicon Valley, ma perché è uno strumento che poi vedrete riconosce dei plus enormi. Tra l'altro è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la modifica integrativa a questo provvedimento, stiamo aspettando l'emanazione della circolare attuativa. Grazie appunto a questa circolare le start-up che hanno beneficiato delle agevolazioni di Smart and Start Italia potranno convertire metà del debito contratto nei confronti dello Stato in fondo perduto, portandosi a bordo degli investitori o comunque facendo operazioni di pari level, quindi dello stesso importo 50%, attraverso incrementi di capitale sociale o attraverso operazioni dei convertibili. Chi può applicare, che cosa è possibile fare con Smart and Start Italia? È possibile fare tutto, non è possibile però realizzare attività nell'unico settore escluso, che è quello della produzione agricola primaria, ma è possibile invece realizzare progetti innovativi nella fase successiva, nella produzione secondaria. Nel caso in cui l'impresa, quindi la startup innovativa, sia composta
in prevalenza, quindi in maggioranza numeriche, per quote di partecipazione da donne, di qualunque età, non c'è un limite d'età, qualunque età significa che anche donne diversamente giovani hanno tutti i requisiti per poter applicare. Maggioranza numerica significa che su tre soci, almeno 2 che detengano almeno il 51% delle quote di partecipazione siano donne. E chiaramente via dicendo, 5 soci, almeno 3, maggioranza numerica, in possesso di almeno il 51% delle quote siano donne. La presenza di una compagine sociale così composta permette all'impresa di ottenere un'agevolazione pari al 90%, una copertura del progetto di spesa pari al 90%. Il 90% è tanta roba, direbbero a Milano. 90% significa ottenere, a fronte di un progetto di spesa che può arrivare fino ad 1,5 milioni di euro, ottenere 1.350.000 euro di finanziamento a tasso zero senza prestare alcuna garanzia, perché questo strumento non richiede garanzie e quindi è a tutti gli effetti battezzabile come un prestito d'onore, il prestito dello Stato. Ed è un'operazione che ormai avviene da tantissimi anni oltreoceano e probabilmente in alcuni dei paesi europei più vicini a noi. Mi riferisco a Germania, mi riferisco a Francia. Quindi è uno strumento assolutamente importante. Altro plus, il finanziamento ottenuto lo si restituisce in 10 anni, 2 rate all'anno, ma la prima di queste 20 rate la si paga dopo circa 4 anni. È come dire avere un grace period, un periodo di tranquillità, che corrisponde, guarda caso, proprio al periodo dello startup, il periodo ciò necessario per l'impresa per poter non soltanto realizzare il progetto imprenditoriale, ma poi avere tutto il tempo per poter misurarsi nel mercato di riferimento, e ci si augura, perché altrimenti avremmo tutti fatto un cattivo lavoro, che sia pronta a distanza di 3 anni, 3 anni e mezzo alla restituzione della prima di queste 20 rate. Che cosa finanzia Smart Start Italia? Appunto progetti di spesa da 100.000 euro ad 1,5 milioni di euro da realizzare in 24 mesi. E che cosa rientra all'interno di questa accezione? Tutte le spese strettamente funzionali allo sviluppo del progetto innovativo. Dalle immobilizzazioni materiali, mi riferisco a impianti, macchinari, attrezzature tecnologici nuovi di fabbrica, alle immobilizzazioni immateriali, acquisto di know-how, conoscenze tecniche anche non brevettate, consulenze specialistiche tecnologiche, acquisto di licenze, acquisto di brevetti, servizi di incubazione e di accelerazione, soluzioni che siano in qualche modo strettamente legate allo sviluppo del progetto innovativo. Vengono finanziati i costi del personale dipendente impiegato nel progetto di sviluppo. Spesso e volentieri in una startup innovativa è molto più conveniente non acquistare tecnologia, perché sappiamo benissimo che poi quell'immobilizzo è soggetto ad un'obsolescenza rapida e quindi al dover produrre conseguentemente un gravame, un peso negli economics, nel conto economico, perché tanto più è alta l'obsolescenza, tanto più è rapido, quindi diciamo è rapida la perdita di valore di questo bene, che si traduce in costi, quote di ammortamento. E quindi diciamo piuttosto che acquistare esternamente tecnologia, acquistare completamente tecnologia, questo strumento permette di poter sviluppare internamente assumendo personale, e quindi programmatori, sviluppatori. Oltre a ciò, Smart Start Italia finanzia le spese di marketing e web marketing entro un limite, un 20% del totale dell'investimento. Però insomma voglio dire un peso enorme, perché se paragonato ad 1,5 milioni di euro o a 1 milione di euro, il 20% cubano 300 o 200.000 euro. Stessa cosa è finanziato anche il capitale circolante, nel limite, stesso limite del 20%. Il capitale circolante sostanzialmente è un'iniezione di ossigeno finanziario per una startup, perché il capitale circolante è rappresentato da tutti quei costi di esercizio non strettamente legati allo sviluppo tecnologico dell'innovazione proposta, ma comunque un costo che verrebbe sostenuto e viene sostenuto nella vita di un'azienda, dal più banale affitto della sede al consulente, alle assicurazioni, piuttosto che le utenze. Quindi con il capitale circolante si ha la possibilità di ottenere un finanziamento che può aiutare la gestione, il cash flow aziendale. Tra l'altro il capitale circolante non dovrà neanche essere rendicontato, cioè la startup non deve produrre fatture a supporto.
dove è applicabile questo strumento in tutto il territorio nazionale. Ciò significa che imprese già costituite nella regione siciliana possono tranquillamente realizzare il progetto Smart Start Italia spostando e realizzando una sede operativa secondaria in Veneto senza alcun problema. ON è uno strumento altrettanto importante, il 19 quindi oggi ha aperto lo sportello e da oggi è possibile presentare domande di agevolazione a valere dello strumento ON per le imprese femminili. Con ON è possibile realizzare progetti da 0 a 3 milioni di euro. Sono 2 i cluster di soggetti beneficiari, di soggetti proponenti. Il primo, team di persone fisiche che presentano il progetto e se valutato positivamente dovranno decidere se fare gli imprenditori, fare le imprenditrici oppure continuare a, diciamo, nella loro vita normale e sempre all'interno di questo primo cluster società già costituite ma da non più di 3 anni. Per questo primo cluster è possibile realizzare progetti di spesa fino ad 1,5 milioni di euro. Secondo cluster è rappresentato dalle società già costituite ma da non meno di 3 anni e non più di 5 anni. I settori in cui è possibile realizzare attività imprenditoriali sono tutti, eccezione fatta per la produzione agricola, ma attenzione, un'impresa che intende realizzare un processo e un progetto di trasformazione lo può fare, può presentare il suo progetto di spesa ad Invitalia, anche se quel soggetto proponente, se quell'impresa è un'impresa agricola. L'impresa agricola quindi può applicare, però per realizzare un progetto rientrante in uno dei settori ammessi e a condizione che quell'impresa si doti di un sistema di contabilità ordinario separato, dove da una parte abbiamo la gestione dell'impresa agricola e dall'altra la realizzazione e la gestione dell'attività industriale. Settori nell'ambito del turismo, del commercio, dei servizi alle imprese e alle persone. Con ON si coprono progetti di spesa al 90%, distribuiti come mediamente 70% di finanziamento a tasso zero e 20% di contributo a fondo perduto. Questo per i progetti fino ad 1,5 milioni di euro. Per quelli più grandi si può arrivare ad una copertura del 75% di finanziamento a tasso zero e un 15% di contributo a fondo perduto. Quindi quelli più grandi da 0 fino a 3 milioni di euro presentati da imprese costituite da non meno di 3 anni e non più di 5 anni. Il self-employment, anche self-employment ha beneficiato di una recente modifica integrativa, perché inizialmente self-employment era rivolto solo ai NEET, ai giovani under 29 non occupati, non impegnati in attività lavorative, in percorsi di formazione. Grazie a queste modifiche di integrazioni, oggi il self-employment è stato esteso anche alle donne inattive maggiorenni. Quindi come potete vedere l'offerta è ampia. Ci sono tantissimi strumenti che possono aiutare le imprese femminili. Nei primi 2 che vi ho fatto vedere, quindi Smart Start Italia e ON, oggi sono presenti 100 milioni di euro di risorse PNRR, 100 milioni sull'uno e altri 100 milioni sull'altro. Quindi le risorse ci sono, e gli incentivi esistono e soprattutto le opportunità per le donne imprenditrici o aspiranti tali sono enormi e non c'è soltanto il fondo IF. Ricordate il ragionamento, lavorare in modo sartoriale, cercare di capire in base a quelle che sono le proprie esigenze, le proprie aspettative, quale del migliore, quale degli strumenti oggi disponibili nel portfolio dell'agenzia è il più rispondente, il migliore per poter soddisfare quel tipo di bisogni. Settori tutti, industria, commercio, servizi e turismo, eccezione fatta per la produzione agricola. Che cosa mette sul piatto della bilancia in termini di agevolazioni self-employment? Un prestito d'onore, un finanziamento a tasso zero senza garanzie che va a coprire il 50%, scusate, il 100% del progetto imprenditoriale presentato. Il progetto imprenditoriale di spesa presentato può arrivare fino a un massimo di 50.000 euro e di nuovo questo strumento è applicabile su tutto il territorio nazionale. Altro strumento, ed è il penultimo, rimane appunto quello più ormai in voga e più conosciuto, che è il fondo IF. Lo strumento è Resto al Sud, vi ho dato un cenno. Resto al Sud è uno strumento di ingegneria finanziaria, perché è uno strumento che a fronte di progetti di spesa valutati positivamente e ammessi alle agevolazioni, prevede l'intervento di 3 soggetti importanti. Da una parte abbiamo Invitalia, che eroga una determinata parte del progetto ed eroga un contributo a fondo perduto. Dall'altra abbiamo la banca,
oggi sono e hanno aderito a Resto al Sud tutti i principali istituti di credito italiani. E poi un altro soggetto è il Mediocredito Centrale, che interviene con il fondo di garanzia. Mediocredito Centrale è la banca che voi conoscete ed è parte integrante di Invitalia. Invitalia controlla il Mediocredito Centrale. Che cosa mette sul piatto della bilancia questo strumento? Innanzitutto permette alle donne di poter fare impresa, anche, pur a discapito del nome, anche nel nord Italia, anche in Veneto. Vi farò vedere quali sono le aree in cui è possibile fare impresa, con Resto al Sud. Possono, nel caso degli uomini, applicare anche i diversamente giovani, quindi uomini purché di età non superiore ai 55 anni, quindi gli under 56, possono realizzarsi nuove realtà imprenditoriali, ma anche imprese in fase di consolidamento. Vedete, possono applicare imprese già costituite purché da non meno a partire dal 21 giugno del 2017. Tutti i settori sono settori ammissibili, di nuovo la stessa regola aurea, non è ammissibile in un'attività di produzione agricola. Che cosa prevede Resto al Sud in termini di agevolazioni? Prevede una copertura al 100% del programma di spesa, 100%. Il programma di spesa può arrivare a coprire, a cubare fino a un massimo di 200.000 euro. Perché 200.000 euro? Perché Resto al Sud riconosce per ogni partecipante alla compagine sociale 50.000 euro. Quindi se appunto nella società sono presenti 4 soci, 4 socie in possesso dei requisiti di legge, il progetto di spesa può arrivare a cubare 200.000 euro coperti al 100% in termini di agevolazioni da questo importante incentivo. Questo 100% come è distribuito? Un 50%, metà, quindi 100.000 euro di contributo a fondo perduto, e l'altro 50%, 100.000 euro di finanziamento bancario, garantito dal Fondo Centrale di Garanzia, i cui interessi passivi sono pagati da Invitalia. Quindi è un finanziamento bancario a tasso zero, o meglio, un finanziamento bancario d'onore, perché non vengono richieste garanzie all'impresa beneficiaria. Inoltre, in virtù dell'epoca difficile che soprattutto queste realtà imprenditoriali di micro-piccola dimensione stanno vivendo, l'incentivo ha aggiunto un'ulteriore premialità che si traduce nell'erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto di 40.000 euro senza dover presentare alcuna spesa per tutte le realtà imprenditoriali che riescono a concludere il progetto di investimento, il progetto di spesa. Quindi se un'impresa riesce a realizzare il suo progetto di spesa e quindi completare i 200.000 euro, riceve una premialità ulteriore che è pari ad ulteriori 40.000 euro di contributo a fondo perduto. Questo contributo sarà invece pari a 15.000 euro per le iniziative individuali, quindi le ditte individuali. Dove è applicabile lo strumento? In tutte le regioni del sud, nei comuni del cratere sismico dell'Italia centrale, Lazio, Umbria e Marche, ma anche, lo vedete in calcio in fondo alla slide, nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del centro-nord. Spaccato. Elenco delle isole lagunari e lacustri, cioè oggi è possibile realizzare attività imprenditoriali con Resto al Sud, in questa lo vedete evidenziato in giallo, nelle isole della Laguna Veneta, Lido, Murano, Pellestrina, Burano. Insomma, voglio dire, sappiate che è necessario conoscere e approfondire gli strumenti, gli incentivi, ma soprattutto è necessario dialogare con Invitalia, anzi aggiungerei, è necessario dialogare con T2I, che è il partner di Invitalia, che è l'antenna di Invitalia sul territorio, e quindi sappiate che le opportunità sono enormi. Cioè oggi immaginate una realtà imprenditoriale femminile che decide di realizzare un'attività che è poi la traduzione del possesso delle conoscenze, delle competenze in un determinato settore all'interno di una di queste isole, beneficiando di un contributo di 200.000 euro che gli va a coprire il 100% della spesa presentata, e a termine del progetto di spesa ottenere un ulteriore supporto, un'ulteriore iniezione di ossigeno finanziario attraverso un contributo a fondo perduto di 40.000 euro. Direi che queste cose è difficile riuscire a trovarle in un panorama di incentivi non solo nazionali ma regionali, locali, comunali, eccetera, eccetera. Dottore, posso farle una domanda?
Assolutamente sì, la ringrazio, così evito di... I professionisti? Assolutamente, anche i professionisti, anche questa tipologia di... Parla sempre di imprese, si parla sempre di imprese. Sì. Vedo la parola professionista. Sì, sì, anche la libera professione esercitata in forma imprenditoriale rientra tra le attività ammissibili attraverso, appunto, con la misura Resto al Sud. Però in questo caso è chiaro che il progetto di spesa non sarà più di 200.000 euro, ma la regola sarà leggermente diversa. L'intervento è tarato a seconda della dimensione imprenditoriale, quindi per le iniziative in forma individuale si riesce ad ottenere un contributo a copertura del 100% del progetto di spesa, ma questo progetto non potrà essere superiore a 60.000 euro. Quindi è un valido aiuto anche in questo caso. Il fondo IF molto brevemente sono stati stanziati su questo strumento 193,8 milioni e ulteriori, ma ormai l'avete capito, 100 milioni su ON, oltre nuove imprese a tasso zero, e 100 milioni su Smart and Start Italia. Con IF è possibile non soltanto sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali condotte da donne, costituite da meno di 12 mesi o team di persone fisiche che intendono costituire un'impresa femminile. Sappiate che oggi è aperto lo sportello per questo primo cluster, per questa prima linea di intervento, e quindi diciamo che come era atteso, il numero delle domande pervenute è stato veramente molto molto alto. Probabilmente questa sera usciremo con una serie di notizie sui media, ma probabilmente pubblicheremo gli esiti della giornata sul nostro sito istituzionale. Ma con il fondo IF è possibile sostenere anche lo sviluppo e consolidamento di imprese femminili. Mi riferisco a tutte le imprese costituite da più di 12 mesi. Non c'è un limite massimo di anzianità, quindi per questa seconda linea di intervento troviamo come soggetti proponenti le imprese femminili costituite da 1 anno in su, anche imprese che hanno un'anzianità dalla data di costituzione di 10 anni. Questo è un target assolutamente possibile e sostenibile con la seconda linea di intervento. Vedete, tutto il territorio nazionale, il discorso è sempre lo stesso, è possibile realizzare la propria attività imprenditoriale femminile sull'intero stivale senza distinzioni di zone, di comuni e quindi di aree privilegiate. Lo stanziamento delle risorse, i 193,8 milioni, sono suddivisi per avvio di impresa 47 milioni e il resto, la parte più consistente, sullo sviluppo. Quindi sappiate che sulla parte dello sviluppo, del consolidamento di impresa femminile c'è sicuramente una vita utile molto più tranquilla, molto più ampia dello strumento, e è possibile presentare la domanda sulla seconda linea di intervento a partire dal 7 di giugno. Il 24 di maggio, quindi la prossima settimana, si aprirà lo sportello per permettere di iniziare a compilare la domanda online. Non è questa apertura dello sportello una corsia preferenziale, tantomeno diciamo lo staccare un biglietto di prima fila, ma la semplice possibilità di iniziare a compilare tutta la documentazione online e quindi non trovarsi scoperti alle ore 10 del 7 giugno quando si aprirà lo sportello per inviare le domande. Chi può accedere con la misura del fondo IF? Possono presentare la domanda sia le persone fisiche per conto di impresa costituenda, quindi a condizione che poi, ottenuta la comunicazione di ammissione alle agevolazioni, provvedano a costituire la società, per il vero a costituirla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, ma possono applicare anche le cooperative e le società di persone già costituite. Ecco, il fondo IF pone delle regole. La prima, per i team delle cooperative o delle società di persone quindi già costituite, è necessario che la compagine sociale sia composta per almeno il 60% da donne. Composta per almeno il 60% si riferisce ad un requisito numerico,
quindi 60% sono le teste, almeno il 60% di numerosità rappresentata da donne. Mentre nel caso delle società di capitali, quindi SRL, società cooperativa responsabilità limitata, insomma tutte le forme di società di capitali previste, il requisito invece è un po' ibrido, perché da un lato viene chiesto che almeno i 2/3 delle quote di partecipazione siano in capo a donne, tradotto in un linguaggio più umano, che è necessaria non la maggioranza numerica nella società, ma individuare almeno i 2/3 delle quote di partecipazione in capo a donne, cioè almeno il 66,67% delle quote devono essere in capo a donne. Per assurdo, stresso il concetto, in una compagine sociale di 5 soci, 4 uomini, ma una donna, in possesso del 70% delle quote di partecipazione, questo requisito è rispettato. Quindi non c'è la maggioranza numerica, ma il possesso di almeno 2/3 delle quote di partecipazione. Ma, e per questo motivo, diciamo, c'è una sorta di situazione ibrida, è necessario però che all'interno della società di capitali almeno i 2/3 degli organi di amministrazione siano in capo a donne. In questo caso si parla di requisito numerico. Quindi se da una parte c'è il requisito relativo al possesso delle quote di partecipazione, che prescinde dalla numerosità della compagine sociale, vi ho detto anche una sola donna rispetto a 4 soci, una donna socia che detenga il 66,67% delle quote ha il requisito rispondente a questa prima linea. Poi è necessario dimostrare che ci sia invece una numerosità in termini di 2/3 degli organi di amministrazione in capo a donne. Possono applicare chiaramente le imprese individuali, per queste non c'è alcuna difficoltà, la titolare deve essere una donna, e le lavoratrici autonome. Che cosa è possibile fare con il fondo IF? È possibile realizzare le attività in tutti i settori che abbiamo visto prima, di nuovo è escluso il settore della produzione agricola primaria, pesca, acquacoltura, silvicoltura. Diciamo uno stralcio riassunto, mega riassunto delle 2 linee di intervento. Per l'avvio d'impresa, ripeto, oggi si è aperto lo sportello, è possibile realizzare appunto progetti di impresa fino a un massimo di 100.000 euro, e in questo caso coperti al 50% con un contributo massimo di 50.000 euro. Vedete sotto la colonna copertura c'è scritto da 50 all'80%. Che cosa significa? Significa che se il contributo rimane, anzi senza il se, visto che il contributo massimo rimane fisso pari a 50.000 euro, se il progetto di spesa è inferiore a 100.000 euro, e per la precisione, così faccio il caso emblematico, pari a 62.500 euro, 50.000 euro di contributo massimo ottenibile corrispondono all'80%, ed è questo il motivo per cui trovate questa, diciamo, sorta di discrasia. Il contributo è pari a un massimo di 50.000 euro e la copertura può oscillare dal 50 all'80%, 90% nel caso di una ditta individuale in cui la titolare sia una donna disoccupata. Poi per i progetti di spesa invece tra i 100.000 euro e i 250.000 euro viene riconosciuto di nuovo un contributo massimo pari al 50% del programma di spesa ammesso alle agevolazioni, per un totale di agevolazione a fondo perduto di 125.000 euro. Attenzione, parliamo di 50%, è evidente che l'altro 50% deve essere in qualche modo cofinanziato o attraverso l'apporto di mezzi propri delle imprenditrici o attraverso appunto la raccolta di capitali esterni, il finanziamento bancario e perché no una raccolta attraverso una campagna di crowdfunding. L'ampliamento e il consolidamento, seconda linea di intervento, quindi dal 24, lo ripeto, apre lo sportello per iniziare a compilare la propria domanda online, e il 7 giugno dalle ore 10 sarà possibile l'invio delle domande presentate da imprese in fase di consolidamento ed ampliamento. Queste sono le imprese, ve lo ripeto, costituite da 12 mesi a salire, senza un limite massimo appunto in tale direzione. Possono realizzare e presentare progetti di spesa fino a un massimo di 400.000 euro e se valutati positivamente la copertura
assicura un'agevolazione pari all'80%, corrispondente a 320.000 euro, divisi come metà fondo perduto, quindi 160.000 euro di fondo perduto e 160.000 euro di finanziamento a tasso zero senza richiesta di alcuna garanzia. Oltre alle agevolazioni, lo strumento riconosce dei servizi reali, come ad esempio l'assistenza tecnica o gestionale, cioè l'affiancamento durante il periodo di realizzazione del progetto, l'affiancamento all'impresa di un tutor, di un collega di Invitalia che aiuta l'impresa anche durante la fase della rendicontazione, cioè della presentazione delle richieste di erogazione. L'impresa ha la possibilità di poter anche beneficiare di un voucher ulteriore di 2.000 euro che corrispondono, fondo perduto, che corrispondono al 50% di una spesa sostenuta per l'acquisto di servizi specialistici di marketing, web marketing o comunicazione strategica. Da dove inizio? Si inizia sicuramente dalle competenze, ormai il concetto lo avete assolutamente compreso. Il progetto deve essere realizzato in 24 mesi e chiaramente la cosa fondamentale, come è stato detto, determinante, non è avere una soluzione innovativa, tecnologicamente strabiliante. La cosa fondamentale è avere una risposta da parte del mercato, cioè la capacità di introdurre prodotti, servizi, soluzioni in grado di andare a soddisfare meglio i bisogni, di andare a risolvere meglio i problemi dei target clienti individuati, lo sottolineo, rispetto a quanto in quel momento preciso, storico, stanno già facendo gli attuali competitor, diretti o indiretti che siano. L'analisi del contesto competitivo, ci metto diciamo il carico sopra, è un tema assolutamente centrale. La conoscenza puntuale dei propri competitor, ripeto, diretti o indiretti che siano, della loro offerta, diventa elemento validante anche per la stessa innovazione proposta. Cioè, se io ho la possibilità di poter, attraverso un benchmark, un confronto puntuale, approfondito, di quelli che sono i plus che la mia offerta e le mie soluzioni sono in grado di poter andare a garantire ai target clienti individuati rispetto ai plus offerti dai competitor, è evidente che l'innovazione è diciamo dimostrata in maniera assolutamente adeguata. E un altro tema fondamentale, che un po' è il mantra di tutti coloro che fanno il mestiere del sostegno prevalentemente alle start-up innovative, è non limitarsi al dimostrare di possedere un vantaggio competitivo. Cioè la vera difficoltà non è tanto essere il fast mover, essere le fast mover all'interno del proprio mercato di riferimento. Quello che conta per un bravo finanziatore, per un bravo investitore, per un bravo partner di progetto o finanziario, è che il vantaggio competitivo iniziale sia difeso nel corso del tempo. Diventa determinante capire, e questa è consapevolezza imprenditoriale appunto, capire quali sono le azioni strategiche future per poter riuscire a mantenere invariato il proprio vantaggio competitivo o quantomeno farlo crescere e non farsi appunto imitare o riprodurre addirittura in maniera migliore dai competitor che probabilmente hanno a questo punto un'opportunità in più. Il fatto di aver mandato avanti una testa d'ariete che è la nostra startup e averne colto le caratteristiche, averne colto gli spunti e magari con risorse finanziarie maggiori replicarne l'attività, il prodotto, il servizio, la soluzione anche in maniera migliore. Bene, dottore. No, pensavo avesse finito. Ho finito e questa è la tabella riassuntiva di quelle che sono le tipologie di spesa ammissibili alle agevolazioni con il fondo IF, quindi di nuovo macro tipologie di spesa dalle immobilizzazioni materiali, immateriali, servizi in cloud, il personale dipendente e il capitale circolante. Di nuovo anche il fondo IF prevede questa importante iniezione di ossigeno finanziario. Chiudo con una massima. Qualunque nel libro bianco del bravo finanziatore, del bravo incubatore, del bravo investitore, chiaramente non esiste questo libro bianco, è molto meglio, è scritta questa regola aurea, è molto meglio sostenere, incubare, accelerare, accompagnare un'impresa con una business idea non eccelsa, discreta, ma con alle spalle un ottimo team imprenditoriale, piuttosto che quelle realtà imprenditoriali che propongono idee sfavillanti, strabilianti, ma con un team mediocre.
E il successo di una startup quindi non può che essere, di una nuova impresa, di una qualunque realtà imprenditoriale, non può che essere direttamente proporzionale alla qualità delle prestazioni di coloro che lavorano all'interno di questa realtà. Grazie e ho finito. Grazie dottore, è stato preziosissimo. Abbiamo un po' chiaro tutto quello che c'è in pentola, chissà che riusciamo a recuperare qualcosa. Grazie ancora. Grazie. E per chiudere il nostro evento do la parola al dottor Stefano Battaggia, che è referente del Nord-Est nazionale per il microcredito e che a chiusura ci dice come preparare il piano di impresa, e questa volta con dei corsi gratuiti. Per cui qui le passo la parola. Buonasera, io mi chiamo Stefano Battaggia e sono il referente per l'Ente Nazionale per il Microcredito per il Nord-Est. Ecco qua, vediamo. Ok. E cos'è l'Ente Nazionale per il Microcredito? È un ente pubblico che ha sede a Roma e ha dei rappresentanti regionali. Quello che vi voglio presentare questa sera è il corso Yes Startup, che è un corso appunto gratuito, è un corso online, quindi è raggiungibile anche da persone che hanno difficoltà a recarsi presso un ente di formazione per fare questo corso. Quindi le due cose più importanti sono: è un corso gratuito, è un corso online. Lo può fare diciamo anche chi ha difficoltà di muoversi, di raggiungere appunto la sede del corso. A chi è rivolto questo corso? Questo corso è rivolto a categorie di persone che hanno dei requisiti particolari. Allora, secondo il bando, i target sono i giovani NEET, quindi persone dai 18 ai 30 anni non compiuti che non lavorano e non studiano e non sono in un percorso di training, quindi NEET. Poi le donne inattive, quindi le donne che non lavorano e non cercano attivamente il lavoro, e i disoccupati di lunga durata, che sono i disoccupati da più di un anno. Quindi tre categorie principali di queste persone possono usufruire di questi corsi gratuiti. Vediamo un po' di cosa si tratta in concreto, vado velocemente perché siamo anche un po' fuori tempo. Allora, il corso ha la durata di 60 ore, suddiviso in due fasi, una fase A e una fase B. C'è una fase A in aula con discenti nel numero massimo di 12. Cosa si insegna in questa fase A? Si insegnano le cose diciamo più generali, per esempio si insegna, eccola qui la fase A, 60 ore. Si insegnano che cos'è l'autoimprenditorialità, che cos'è l'imprenditore da codice civile, che cos'è un business model canvas, non so, probabilmente qualcuno ha familiarità con queste espressioni. Cos'è la localizzazione, cosa si intende per localizzare l'impresa, per esempio. Che cos'è l'analisi della clientela, che cos'è l'analisi del mercato, che cos'è l'analisi della concorrenza. Ogni aspetto, no? Questi 5 pilastri, no? Le domande che si fanno come, cosa, dove, perché, a chi, riferite all'idea imprenditoriale che si ha in mente di sviluppare. Quindi le persone arrivano ai corsi con un'idea imprenditoriale, un'idea che sia finanziabile con gli strumenti di Invitalia che sono stati presentati dal dottor Calzoni, quindi è un corso con il quale si esce con un output, con un documento fisico che si chiama piano di impresa, nel format che è adatto per chiedere il finanziamento a Invitalia. Quindi non un business plan qualsiasi, accademico, diciamo, ma un business plan concreto che serve poi, si può copiare e incollare sul sito di Invitalia quando si fa domanda di finanziamento. Quindi è tutto molto concreto. Le caratteristiche di Yes Startup sono: è utile, perché si esce con qualcosa di utile,
è gratis, è online. Poi si fa l'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza, no? Dell'azienda, dell'impresa che si ha in mente, le opportunità e le minacce dell'ambiente esterno, quali possono essere le strategie di vendita per il settore che si è scelto, no? Ripetiamo, normalmente non si sceglie le attività primarie perché appunto, come diceva il dottor Calzoni, in Italia non le finanzia l'agricoltura, la pesca, il gioco d'azzardo. Poi si impara a capire quali sono gli requisiti per rendere l'idea cantierabile, quindi se uno vuole far partire una parrucchiera, per esempio un negozio di parrucchiera, sa che deve avere il diploma di parrucchiera, quindi sa che deve aprire la partita IVA, quindi tutte le burocrazia che c'è per partire, e poi impara a capire come fissare il prezzo di vendita, come definire gli obiettivi di vendita, come fare il piano di spesa che sia accettato da Invitalia, quindi con quelle partite che sono effettivamente finanziabili con Invitalia, quindi si escludono certe cose che Invitalia non accetta, come l'automezzo, che non è indispensabile per l'attività che si ha in mente. Ecco. Questa è la fase A, poi segue la fase B, la fase B che è la fase, diciamo, più di coaching, che è indirizzata a massimo 3 persone, e qui si fa l'analisi economica finanziaria, quindi si buttano giù i numeri, il conto economico si prepara e si vede se si ha un profitto o una perdita con gli obiettivi di vendita che ci si è dati e con le spese che si sono previste, come dire, si è previsto di effettuare con il conto economico, e già da qui si vede se è sostenibile o meno l'idea. Quindi si esce dal corso anche con l'idea, come dire, è valida la mia idea oppure no? Posso anche dire rinuncio a chiedere il finanziamento perché l'idea non è poi così geniale e è troppo rischiosa, e per me, col mio background, forse la posso accantonare e fare esperienza come dipendente e poi riprenderla quando muta anche lo scenario, anche ambientale e anche mio personale. E quando si svolgono i corsi, di solito dal lunedì al venerdì, 5 ore la mattina per circa 3 settimane, quindi 60 ore la fase A, 20 ore la fase B. Che altro dire? Sono andato un po' in velocità, ma sono tutte cose che poi potete approfondire andando sul sito diventaimprenditore.eu, che è il nostro sito dove trovate tutte le informazioni. Le potete trovare anche scrivendomi o telefonandomi. Se conoscete delle persone interessate, passate parola. Sono corsi che fa anche T2I, che si è accreditato alla formazione, quindi c'è una collaborazione sul campo con tutti gli enti di formazione. Ce ne sono anche qui a Mestre degli enti di formazione, anzi alcuni enti di formazione fanno anche docenze, quindi commercialisti, penso a Formaset per esempio. E niente, io mi fermerei qui perché molte informazioni si possono trovare comunque nel nostro sito diventaimprenditore.eu. Poi non so se avete delle domande, potete farmele. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottore, mi dispiace la velocità, ma abbiamo anche dei tempi per la sala, per cui di conseguenza inoltre magari volevo chiudere questo evento invitando 2 testimonianze, la dottoressa Valentina Beghetto, che eccola qua, perfetto, che è laureata in chimica industriale, è una ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, docente presso l'Università di Ca' Foscari. Si occupa della gestione dei rapporti tra ricerca e partnership, segue le fasi di sviluppo della ricerca. No, si mette pure qua. E ci dirà un po' come è stata la sua esperienza.
Sì, buonasera a tutti. Intanto scusatemi per la voce un po' rauca che ho perso un po' per il raffreddore, un po' per l'esultanza dell'ultimo progetto che ci hanno finanziato, di cui ho saputo lunedì e che poi adesso vi accennerò nelle slide. Dunque, io sono presidente e fondatore di Crossing. Crossing è sicuramente stata una startup innovativa. Nasce però in una forma un po' diversa perché lavorando all'università il mio in realtà è uno spin-off universitario, ovvero vuol dire che nasce un'idea all'interno di nel mio caso essendo un chimico si parla di un laboratorio, questa idea viene valutata dal docente o dalla persona, insomma, meritevole di essere portata diciamo fuori, inteso sul mercato, e cosa che non è di competenza dell'Ateneo, perché gli Atenei non commercializzano, non vendono niente, e quindi c'è questo spin-off proprio, cioè esce dall'Ateneo, viene collocato automaticamente nel registro delle start-up innovative, laddove solitamente gli spin-off hanno proprietà intellettuale e quindi automaticamente entrano in quella categoria di cui avete sentito parlare prima, che è il registro delle start-up innovative. In realtà noi oggi siamo PMI innovativa perché insomma, con un percorso non sempre facile siamo sopravvissuti al famoso periodo dei 5 anni di permanenza massima all'interno delle start-up innovative e poi quindi siamo andati avanti nel nostro percorso diventando PMI e mantenendo la valenza di innovativo perché appunto noi ci occupiamo in maniera direi esclusiva di sviluppo di tecnologie innovative. Diciamo che il tema di oggi, tornando al titolo dell'evento, è come sostegni economici, come averli e come chiederli. Ecco, in effetti quello che vi racconto io, che magari è una realtà molto particolare perché è molto tecnico quello che facciamo noi, in realtà vi fa vedere che, mettendo un po' insieme le cose che vi hanno raccontato oggi, cioè avendo un buon business plan, per guardare chi sta alla mia sinistra, e anche per quello che diceva Roberto prima, l'ingegnere Santolamazza, avendo qualcuno, tra l'altro T2I, ma anche la Camera di Commercio, noi abbiamo avuto rapporti Invitalia, quindi prendendo a spunto e utilizzando i mezzi, Medio Credito Centrale, credo che ne abbiamo utilizzati praticamente tutti, si riesce a portare avanti delle iniziative anche piuttosto ardite, perché effettivamente in un'epoca in cui c'è stato il Covid, siamo in questo periodo di guerre eccetera, tenete conto che la nostra società non vende niente, perché noi non vendiamo, noi facciamo soltanto sviluppo di tecnologie, noi quindi quello che vendiamo è la sostenibilità di processo e di prodotto che viene applicata dalle aziende, quindi noi abbiamo dei brevetti che sono un know-how che aiutiamo le aziende a implementare per acquisire delle capacità di rendere i loro prodotti e i loro processi più sostenibili in termini economici, in termini di impatto ambientale, in termini di economia circolare, i temi di cui sentite parlare sempre alla televisione in questo periodo, e però in effetti noi non produciamo nulla, l'unica cosa che produco io sono brevetti e progetti, quindi è abbastanza una realtà, credo che Roberto era con me, siamo un caso abbastanza strano, però e quindi per noi il come avere i finanziamenti, ma motivando e avendo le idee giuste per tirarci appresso
una serie di aziende che poi ci credono e collaborano per fare una cosa è fondamentale. Quindi sicuramente, e qui non vi tedio con nessun tipo di dettaglio tecnico, però diciamo ovviamente noi abbiamo una piattaforma tecnologica, questa piattaforma tecnologica si basa su 2 macro famiglie di know-how, entrambe brevettate, dopodiché o queste 2 tecnologie oppure l'insieme di tecnologie che noi possiamo avere in casa più un know-how che ci viene messo a disposizione dalle aziende manifatturiere con le quali noi collaboriamo, diventano un'invenzione che viene poi brevettata. Quindi in qualche maniera il percorso di mezzo ha un contributo non esclusivamente nostro di creazione del know-how, ma è un know-how che viene messo in comunione, diciamo, da noi più per esempio un'azienda manifatturiera o un produttore chimico, i casi sono vari. E comunque poi in effetti nella maggior parte dei casi quello che facciamo noi va o a brevetti o a marchi, o tutti e 2. E il nostro mercato di riferimento, appunto ho parlato di manifattura, è quello delle pelli, dove abbiamo una serie di brevetti che servono per produrre la pelle in maniera sostenibile da un punto di vista ambientale, di cui poi vedremo il caso specifico. Poi ci occupiamo di packaging, nel senso di implementazione di nuovi polimeri a basso impatto, più biodegradabili, compostabili, eccetera, che è il secondo caso di cui vi parlerò, e altri settori che comunque trattiamo ma che non guarderemo nel dettaglio. Mentre preparavo questa presentazione per oggi, ho un po' voluto mettere insieme, siccome vedevo che c'era Invitalia, T2I, siamo da Confindustria, insomma ho voluto un po' rivedere Invitalia, rivedere quelli che sono i progetti che abbiamo avuto e riorganizzarli, no, in modo da darvi un po' una panoramica di come quei mezzi di cui abbiamo parlato possano essere utilizzati. E mi sono resa conto che in verità noi ci occupiamo di economia circolare da un punto di vista del processo industriale, ma in effetti anche quello che facciamo noi a livello proprio di organizzazione, di processo con cui abbiamo condotto il nostro modo di fare azienda, di fare business, è anch'esso in qualche maniera circolare, e adesso vi faccio vedere perché. Ora, qui vabbè la slide ha poco, cioè l'economia circolare penso ormai lo sappiate tutti che cos'è. L'economia circolare è il nuovo modello di concepire la produzione che prende spunto poi dai cicli della natura, quindi si esce dalla logica dell'economia lineare, ovvero produco, compro, vendo, compro, butto, al quello che si chiama eco design, ovvero ingegnerizzare i materiali in modo tale che sì, ovviamente vengono prodotti, venduti, comprati, usati, ma sapendo già che siccome un bel momento diventeranno obsoleti, ecco, nella fase dell'obsolescenza bisogna andare a prevedere che questa diventi il più lontano possibile in primis, e in secondo, e qui lo vediamo anche dalla slide successiva, possa essere riutilizzato, no? O riciclato. Quindi ci sono vari livelli, questa è la piramide che avete già visto per appunto implementare la sostenibilità dei prodotti e anche dei processi. Quindi la prima in tutti i casi è la prevenzione, che può essere la cosa banale del questo non lo compro perché ha troppi imballaggi, compro quell'altro che ne ha uno solo. Quindi può essere anche una cosa molto banale che fa anche una persona quando va al supermercato a fare la spesa, però ha delle implicazioni invece anche a livello di processo che possono essere molto interessanti e anche complicate. Fino poi appunto all'ultimo gradino che è la discarica, oppure sì, l'ultimo è proprio la discarica, quindi la fine assoluta della possibilità di farci nulla. Questi in effetti sono livelli energetici, cioè quando io
la punta di diamante è il livello in cui la prevenzione ha l'effetto maggiore in tutto il ciclo produttivo, fino a arrivare sempre più giù, dove il valore e quindi il livello energetico, vabbè, forse questo è un po' troppo tecnico, comunque il livello di valorizzazione va via via degradando fin quando non arrivi all'ultimo stadio, no? Ecco, il livello energetico c'è anche in quello che facciamo noi nel mettere insieme le cose, e adesso ve lo faccio vedere con questi due casi studio, qualcosa su cui io in realtà non avevo riflettuto. Si vede tutto? Si vede tutto. Ecco, parlavo di brevetti, no? Allora, in effetti noi abbiamo fatto così. Io ho avuto un'idea, l'ho provata in laboratorio, l'ho provata in fase iniziale presso un'azienda che ha fatto dei test e la cosa funzionava. E questo era un prodotto chimico nuovo per fare una concia green, senza sostanze tossiche. Quindi, ovviamente cosa è successo? È nata la società e abbiamo depositato dei brevetti. Questi brevetti, poi noi che cosa abbiamo fatto? Li abbiamo portati a un livello energetico più alto, perché ancora più visibile, quando sono stati diciamo fuori dal periodo in cui sono secretati, li abbiamo pubblicati su delle riviste internazionali, così da avere un bagaglio di know-how pubblico che potevamo far vedere a chi poi noi andavamo a chiedere i soldi. Guarda, io ho pubblicato qua, ho fatto questo, è un modo per dimostrare che quello che tu dici è certificato da quello che dicevo prima, no? Le fonti devono essere attendibili, quindi è una fonte attendibile. Fatto questo, noi con queste cose siamo andati a cercare i soldini, perché volevamo andare a fare, o meglio, credevamo che quell'idea meritasse di essere messa sul mercato, però io non potevo mettere su un impianto chimico di produzione, e quindi abbiamo cominciato a cercare varie aziende che già facevano queste cose di professione, quindi i produttori chimici, i conciatori, i formulatori e così via, e li abbiamo messi tutti insieme. E per fare questo e anche essere convincenti e portare la tecnologia a livello più maturo, nel frattempo ci siamo fatti, abbiamo fatto un sacco di progetti e ci siamo fatti finanziare dal Porfesr, quindi Regione Veneto, Invitalia, che con la modalità di cui non ha parlato stasera, ma è il bando brevetti più, abbiamo avuto la possibilità di sviluppare la tecnologia che avevamo brevettato. Arrivati a un certo livello di maturità, con i partner che ci avevano seguito in questo percorso, siamo andati a un livello energetico più alto perché servivano più soldi, e quindi i soldi questa volta siamo andati a cercarli dove? In Europa. E caso vuole che un po' per fortuna, un po' forse perché siamo diventati particolarmente skilled nello scrivere i progetti LIFE, questo tipo di attività ce la siamo riuscita a far finanziare da 3 progetti LIFE diversi. Ora, in realtà poi non sempre su questa tecnologia, ce ne sono state altre, ci sono state condivisioni con tecnologie di altre aziende, ma tutte riguardanti il settore della pelle. Quindi li vedete che, perché dicevo i livelli energetici, in questo caso stiamo andando in su invece che andare in giù, però tutto con ovviamente il contributo dei partner, che c'è compresi noi, che ci abbiamo messo dei soldi, ma anche il supporto dei fondi di cui vi hanno parlato oggi. E vedete che è un percorso che poi porta, diciamo, è circolare. Perché? Perché noi questo percorso lo stiamo reiterando su tutti gli altri settori che stiamo facendo, il modello è rimasto lo stesso. Poi c'è l'uscita che è il mercato, quindi poi a un certo punto queste cose vengono diventano un sacco con codice a barre e vengono vendute, no? Quindi, seguendo questo stesso identico modello, adesso stiamo facendo questo è uno dei secondi casi
di cui appunto l'altro giorno ho perso la voce per l'esultanza del quarto LIFE. I progetti LIFE sono dei progetti molto grossi finanziati dalla Commissione Europea per partenariati industriali e finanziano una variabile passata negli anni dal 70 al 55 al 60, insomma, e sono progetti però da tanti milioni di euro, insomma. E anche qui noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo individuato una nuova tecnologia, in questo caso è il trattamento superficiale delle superfici con dei prodotti che sono antibatterici e che però non rilasciano nell'ambiente, quindi sempre la sostenibilità, non c'è problemi di contatto anche se è alimentare, e abbiamo ripercorso lo stesso schema. Brevetto, adesso qui probabilmente ci sarà anche un marchio, pubblicazioni, richieste di finanziatori privati, richiesta a finanziatori pubblici, portare la tecnologia a un certo livello e poi l'ultimo gradino, in realtà qui poi c'è anche tutta un'altra attività all'interno di quel progetto lì, ma c'è anche la parte dei trattamenti che abbiamo fatto noi da implementare su materiali bioplastici, perché appunto oggi questo è uno dei temi di grande importanza e anche attualità, insomma. Ecco, e io con questo in realtà, vabbè, questo è il nostro modello di business, ma insomma a voi questo interessa e non interessa, e questo è il team, peraltro il team direttamente assunto da Crossing sono tutte donne, l'unico uomo è seduto là ed è il socio della società, socio fondatore. Per il resto vabbè, lì c'è anche un mio collega dell'università e 2 suoi laureandi, ma diciamo che siamo assolutamente molto quota rosa. Ecco, Grazie mille e complimenti, perché mi pare che ormai siamo di corsissima, però non volevo mancare nei confronti di un'imprenditrice, anche lei, che si è rimessa in gioco dopo aver avuto grossi problemi, ha chiesto aiuto alla regione, giusto? No. Anche alla regione, ma non ha mollato, e per cui volevo salutarla, ringraziarla che era venuta qua, e che se volevi salutare le nostre donne e dare uno spunto. Vedi te. Abbiamo poco tempo per quello, sai, mi dispiace perché è stato un po'... Comunque... Certo, certo. Certo, puoi venire un attimo, grazie, gentilissima. Certo. Buonasera. Allora, se guardate i miei capelli potete indovinare cosa faccio. Faccio la parrucchiera, ho un salone e il mio sogno nasce nel 2001 perché io non volevo un salone da parrucchieri, perché quando dici parrucchiera un po' vicina, sì, sei quella che non ha studiato, sei quella che fa un lavoro in piedi, tante ore, eccetera. Quindi io volevo fare impresa e non fare la parrucchiera, cioè avere soprattutto un salone dove ci sono le donne, perché secondo me le donne, scusate, non sono... Scusate gli uomini. Esatto, però secondo me le donne hanno bisogno di essere coccolate, capite, comprese, aiutate, perché le donne danno tantissimo. Lavorano, fanno le mamme e soprattutto in questo momento secondo me non fanno più le mamme, ma lavorano a casa, lavorano nelle attività. Per me le donne, cioè, a parte che sono le mie clienti, quindi per me le donne sono veramente importanti. Quindi ho creato un salone di donne e sono partita con un salone nel 2001 di 35 metri quadri, adesso ho un salone
da 2 mesi di 280 metri. Il mio sogno è questo. Io non voglio avere delle collaboratrici che facciano solo le parrucchiere, ma voglio dentro al salone dei professionisti che aiutano non solo i capelli, perché purtroppo i vostri capelli, quando hanno qualcosa, non è perché io non sono brava a lavorare, ma perché voi avete qualcos'altro. Quindi mi faccio aiutare da dei professionisti che in questo caso nel mio salone sono delle persone che hanno studiato anatomia, chimica, io purtroppo non le ho studiate perché se me l'avessero detto che fare la parrucchiera, che per fare la parrucchiera bisognava studiare di più e non solo 2 anni, avrei studiato di più. L'ho fatto ultimamente, mi sono fatto la scuola SITRI Italia, che è una scuola di tricologia, e sono diventata tecnico tricologo, perché secondo me fare i capelli non vuol dire fare il colore o coprire i capelli bianchi o tagliarli, perché allora ho più volume, ma è molto altro. Quindi io vorrei che anche i miei colleghi studiassero di più, perché veramente potrebbero aiutarvi di più. Ecco. Per fare questo salone, diciamo che è vero che avevo un fondo, però ho venduto la casa. Mio marito è un po' stressato per questo. Lui lavora o no? Diciamo che il sogno è questo, creare impresa, quindi nell'impresa c'è anche mio marito, perché sono sposata da 25 anni. Per fortuna lui ha sposato la mia idea, ha sposato prima me e poi l'idea e la visione, e quindi Sei contenta? sì. Allora mi hanno detto che ho 7 minuti, però è troppo lunga a raccontarmi tutto, quindi sì, niente. Mi dispiace, comunque sono contenta sì, infatti. che sei venuta. Mi fa piacere. Ho troppo da dire. Comunque ci saranno altre occasioni, sì, e vi sicuramente ti chiameremo. Sì, vi lascio un regalino, perché visto che siete tantissime donne ho pensato di lasciarvi un regalo, perché io non ho portato nessuna slide e nessun video né niente, però lo vedete nel bigliettino che vi lascerò. Così vediamo il tuo salone. Esatto, così Benissimo. vedete, sì. Grazie. Niente, grazie. Bene, a malincuore vi devo lasciare perché mi stavo un po' divertendo oggi. Comunque spero vi sia piaciuto questo evento, che vi sia servito soprattutto. E sì, il Comitato Imprenditoria Femminile credo ne organizzerà altri, adesso vedremo quando, magari a settembre, perché purtroppo faccio il professionista e in questo momento qui ho qualche impegno diverso. Anzi, dobbiamo aiutare noi le aziende in questo momento. Benissimo, grazie ancora.